Buonasera a tutti. Ciao a tutti amici, ciao da Napoliello 87, siete carichi? Voglio! Siete carichi? Ya, Siete ya. pronti? Ya, mi ha Hanno spaccato spaccato tutto tutto coso. cos. Buonasera Giada, buonasera Siete Sonia. Perché sta partendo? Siete pronti? Ups, problemi Che tecnici, scusate. Buonasera Donato, buonasera Sonia, buonasera Ernie, buonasera Giada, buonasera Andrea, buonasera a tutti quanti. Ragazzi, vai, ci hanno portato su trofeo a casa. che cavolo. Facciamolo per Gattuso in primis e poi pure per noi, ovviamente. Ci portiamo qualche trofeo a casa. Oh, una piccola soddisfazione in quest'anno de cacca. Buonasera. Cioè, un anno sì, con tante amarezze, tanta delusione. Esatto. Almeno portarci la Coppa Italia per alleviare un po' tutto questo peso tutto questo che abbiamo di fatto. quest'anno terribile per ora. Ah, ragazzi, forza, pronostici, vogliamo i vostri pronostici subito. Pronostico Napoli-Juventus, pure marcatore, Ecco, vediamo chi ci azzecca stasera. Buonasera Simone, forza Juve, forza Napoli, forza Napoli, forza Napoli. Juventini e napoletani sono benvenuti in egual misura sul nostro canale, ma forza Napoli sempre, ragazzi. Ragazzi, vi invito a lasciare un like, chi non l'ha fatto, condividete con i vostri amici, social, a tutti i social che avete, ovviamente. Che più siamo e più ci divertiamo. È una piccola iscrizione chi non lo fa. Buonasera Napoliel e consorte sempre Forza Napoli. Sempre Forza Napoli. Ernie sempre. dice 2-1 Mertens, Insigne, Dybala. Giovanni Cavallo buonasera dice 1-2 per la Juve. Andrea dice non so per chi tifare, ma tesoro mio, tifa per il Napoli, no? Deve vincere il Napoli. 2-1, 2-0, 3-1. Ernie tira sempre la sleppa dei risultati. 2-0 Napoli, dice Anna. Speriamo stasera vinciamo noi, Simone. Saluti dal Canada. Sempre Forza Napoli. Forza Napoli. Condividi in Canada, così ci fai venire tutto il Canada qua, in tuo canale. 1-1 secondo Andrea. Beh, comunque poi deve andare ai rigori. Sì, ci può stare. Quindi alla fine qualcuno ha da vincere. 2-0 per il Napoli, dice Donato, speriamo. Gattuso merita una gioia, Cavallo, assolutamente. sì. Assolutamente. Oi ragazzi, su, ora c'è tutta questa storia Bacio anche per il Toro. che non si sa come andrà, perché con questa pausa di mezzo ha scombinato un po' tutte le carte, quindi Anna ora Cambolongo, vediamo. Mertens, vai Mertens. Mertens. Ha rinnovato Mertens, nel 2020. Esatto. Guarda che bello. Oh, che bello, hanno fatto tutto un effetto visivo. Abbassa il volume però, perché se si sente so cavoli. Giada dice gol di Mertens, ovviamente. Forza Napoli. Ernie sempre Forza Napoli, ragazzi. Segna Fabian Ruiz, dice Sonia. Sta cominciando? No, ancora no. No, manca ancora 5 minuti almeno, 6-7 Fra minuti. poco però entrano in campo, sì, fra poco sì. Andrea dice se finisce ai rigori vince il Napoli perché Ronaldo li sbaglia. Speriamo. Speriamo, perché poi... Freses, ben ritornato. Ciao, buonasera. Dicevo, poi la Juve è abituata a perdere le finali, perché un Napoli è carica e stasera solo portato trofeo a casa. Giovanni Cavallo dice da Juventino mi piacerebbe una gioia per Gattuso, che bello. Gol di Insigne, ma speriamo. Anche Forza Napoli, buonasera Alessandro. Saverio, buonasera. Simone, la fate vedere la partita? No, non si può far vedere. Ciao la partita, Pasquale, ragazzi. Buonasera. Buonasera Pasquale, buonasera Edo. Edo, sono la Zema di Forza. Grande. L'abbiamo buttato ragazzi. fuori, sicché è meglio pigliarla noi la Coppa Italia. Sì. Ricorda a chiunque sia messo in live da poco di lasciarci un like, se vi stiamo simpatici di lasciarci un'iscrizione, se volete offrire un caffè a Napoliello c'è il link in descrizione. Forza Napoli, grande partita stasera. E vediamo, dai Napoli, forza Inter, AS. Sì. Simone, ok, good vibes. Buonasera Alessandro, buonasera. Sera, Giada, questa sera il Napoli deve vincere per il grande Gattuso, speriamo. Sì, sarebbe speriamo, ragazzi. Anche per noi stessi, sì. C'è Mancini, soletto, in tribuna. Riccardo, auguri, per cosa? Non lo so, auguri, forse buona fortuna. Grazie Riccardino, grazie. Pasquale, però vi rispetto.
Grande Pasqua, Pasquale, ma che senti lì? grazie. È tifoso del Napoli. senti lì, Secondo me il Ringhio si merita di vincere la Coppa Italia per dedicarla alla sorella, esatto. Sì, speriamo. Andrea dice se segna Higuain, se segna Higuain no. Mamma mia. Ah, ma no, questo è un altro Pasquale, Pasquale 90. Preses dice faccio una donazione rossa se il Napoli vince 5-0. Ah, magari. Llorente in banchino, è ancora vivo Llorente. Riccardo per stasera, appunto ci faceva l'in bocca al lupo per stasera. Buonasera a Cristian Stanco. Io fra poco vi do le formazioni. Stanno entrando in campo comunque i giocatori. Tensione, tensione, ansia. Dai, condividete ragazzi, condividete perché siamo quattiatti. Più siamo, più ci divertiamo, ragazzi. Assolutamente, assolutamente. Ah. Forza, forza! I giocatori sono nel tunnel che fanno stretching, si preparano. Che è successo? Ups! Qui partono i video così. Era meglio là. Forza Napoli! Sì, Napoliello fa burdello. So che dovrebbe cantare Sergio Silvestre l'inno di Mameli, non lo so. Silvestre. Non lo so. Non lo so, non ho... Te lo sai chi lo canta l'inno stasera? Tipo, No, hai letto non lo notizie? so, no, questo no. Vediamo, vediamo. Silvestre, gatto Silvestre. Sergio Silvestre. Non lo so. Madonna che tristezza, Mancini da solo in tribuna, che si guarda la partita solo soletto. Sta Coppa Italia la merita il Napoli, il cielo sarà azzurro come il Napoli. Grande Erni. Magari. Grande Erni. Magari voglio ci sei la Coppa Italia. Buonasera Rino, buonasera e forza Naples, sempre forza Naples. Ciao Rino, ciao Rino, buonasera, forza Napoli. Sempre. Vai, a vinci, voglio vinci. Sì, quest'anno ci vuole, è l'unica cosa buona che possiamo cavare da sta stagione. Sì. Ormai l'unica cosa recuperabile almeno è questa Coppa Italia. Sì. Ciao Pasquale. Daniele, Vi seguirò buonasera. sempre, grande Pasquale, grande. Saluti da Catania, da Daniele Mare. Buonasera. Daniele, ciao Daniele, grandissimo, buonasera, ciao fratello. Pasquale ha detto che ci seguirà sempre, grazie. Grande Pasquale, condividi con gli amici, Pasquale. Più Sonia, siamo, ciao più Sonia, siamo. buonasera, ciao Giada, sempre Forza Napoli, ciao Giada. Sempre. I giocatori in panchina sono già tutti pronti. Vediamo se prima o poi entra. Oh, mi sa che danno le formazioni. Queste sono tutte le mascherine della squadra. Sì, è normale. Andrea dice ti fa Juve. Mi dispiace per te. Ma è normale. Poi... Mi dispiace per te. Riccardo, nel viaggio dietro le quinte che sono passati 6 anni dall'ultima Coppa d'Italia col Napoli e noi Inter 10. Ah, ragazzi. Agnello e De Laurentiis in chiacchiere. Chissà che se staranno a dire. Secondo è bene. Napoliello, preparazione prepartita. Vediamo se entrano sti giocatori che ultimamente queste 2 partite che ci sono state, 3 partite, stanno 42 ore dentro ai tunnel prima di entrare. Finalmente. Buonasera Francesco Rotundo, buonasera. Ci siamo ragazzi, ci siamo, sta per iniziare. Togliamo sesto peso, vinciamo sta Coppa Italia. Vediamo un po'. Mertens ha rinnovato il contratto oggi con il Napoli, quindi buone notizie. Ci voleva prima di sta Coppa Italia che mette un po' di buon umore. E vediamo un po'. C'è il rosso della Coppa Italia e poi l'azzurro. Gli effetti, sì, stanno facendo dei begli effetti speciali almeno per far finta che ci sia il pubblico. Ecco. Chi è questo? Aspetta, come si chiama? Almeno l'inno d'Italia si potrà sentire. Metti l'inno d'Italia. Sì, l'inno d'Italia non è copyright. Sicuro. L'inno d'Italia. No, vabbè, non rischiamocela, ragazzi, sentiamocelo però. Ognuno a casa sua.
Chissà cosa, come si chiama sto mandando? Aspetta. Quel rapper, per me. Non lo so, lo dicevano prima, ma non so se è lui, io non lo conosco, sono ignorante, ragazzi, io. Vediamo, vediamo. Simone dice dai Juventus, vabbè. Sonia è carica. Sergio Silvestre, eccolo, diceva prima Pasquale. Io con quei baffetti orribili. Ale, 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 Napoli, ale, ale, ale. Vai Napoli! Già, lascia far coro. Siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì, vai Napoli! Forza! Vai, Forza! conquista la coppa, conquistala per noi, ale, Napoli, ale, canta insieme a noi. Conquista la coppa, conquistala per noi, ale, Napoli, ale, lotta insieme a noi, conquista la coppa, conquistala per noi. Ci dice, un giorno all'improvviso innamorai di te, il cuore mi batteva. Basta, cominci. Vediamo, ragazzi. Oh. Allora, il Napoli gioca Meret in porta, Di Lorenzo e Rui sono i terzini, Maksimovic, Koulibaly centrali difensivi, Ruiz, Demme, Zelinski centrocampo, esterni Callecon, Insigne, prima punta Mertens. Vai Napoli. Insomma, il centrocampo che mi aspettavo, Dem è pure la Juventus. La Juventus risponde con Buffon tra i pali, terzini Quadrato, Alexandro, centrali De Ligt, Bonucci, centrocampo Betancourt, Pjanic, Matuidi, esterni di attacco Dallas Costa, Ronaldo, prima punta no, esterni Dallas Costa e Dybala e prima punta Ronaldo. Ragazzi, sì, gioca Callecon e non Politano. Yes. Meno male. Attenzione, attenzione. E poi gioca Mario Rui al posto di Isai che non gioca. Esatto, adesso c'è il minuto di silenzio, ricordo, delle vittime. E ci siamo, ragazzi, inizia. Vai, si inizia, voglio. Vediamo. Ovviamente spot pubblicitario Rai, un secondo. E poi iniziamo, ragazzi. Il silenzio nel campo, dice Simone, esatto. Ale, Napoli, ale, lotta insieme a noi. Vediamo, raga. Conquista la vittoria. Conquistala per noi. Dai. Pubblicità, esatto. Voglio, siamo poco, voglio. Siamo 8 persone. 11 in realtà, comunque. Vabbè. Vabbè. Vai, Più siamo, più ci divertiamo, noi ci divertiamo sempre. Vai, condividete, vai. Vediamo un po'. Danilo, Napoliello mi sa che oggi però tifo Juve. Mi sa che oggi però tifo Juve, mi spiace, vabbè, come trovare, voglio. Puoi scegliere quello che ti pare. Anche se l'azzurro è più bello. Esatto. Donatesi sempre. Dai ragazzi, forza, carichi, vediamo se stasera facciamo un po' un inizio scintillante al posto che inizia. Chi è Doveri il coso? Chi è Doveri? Mi sembra. Non lo so, non ho guardato l'arbitro chi è. Forza, è iniziata. Parla per il Napoli. Allora parte il Napoli da dietro, Koulibaly. Via. Per Meret. C'è Meret in bordo. C'è Meret, sì. Bene. Forza. Meret. Iniziamo Meret subito. Koulibaly.
Mhm. Ancora Koulibaly. Vamos Napoli, vamos! Koulibaly. Sì, però Maksimovic. Meret. 30 secondi che fanno? Maksimovic, Meret, Koulibaly, Mario Rui. Maksimovic. Ecco Mario Rui. Koulibaly. Dai ragazzi, Mario Rui. forza ragazzi. Koulibaly. La Juve non si muove più di tanto perché sa che il Napoli vuole far aprire la Juve perché poi... Per andare di ripartenze. Sì. Maksimovic per gli spazi, si fa aprire gli spazi. Maksimovic, Koulibaly. Destrox, buonasera. Sono contento, infatti c'è Meret, meno male. Dai. Dice Destrox. Quindi Destrox, buonasera. Appena tornato dal lavoro e ora si gode il Napoli, grande. Chi è? Destrox. Anche io sono uscito da lavoro un po' alle 6:30, che più o meno. Giusto il tempo di prepararsi, Sì. cenare e andare là. E farlo. Formato JPG, buonasera. Se il Napoli resiste così, perché no? Grande formato JPG, è quello che ci ha fatto gol, grandissimo. Sì, tutti gli highlights. Sei un grande. Dai. Cuoricino. Forza ragazzi, forza. No, non facciamo una partita addormentata però, cioè almeno che Batte sia una la bella Juventus partita. per le vie centrali, lancio lungo a trovare Cristiano Ronaldo. Attenzione, Matuidi si inserisce. Ronaldo, finte contro finte. Poi Ronaldo, cross in mezzo, ma Di Lorenzo contrasta. Calcio d'angolo per la Juventus. Primo calcio d'angolo per la Juventus. Oh yes, vediamo ragazzi. Con quei piedini Ronaldo. Sì, finta contro finta. Di Lorenzo però ha contrastato bene. Calcio d'angolo. Dai, dice Simone, dai. Forza. Ora non facciamo come la semifinale. Si appresta a battere Pjanic dal calcio d'angolo. Dybala vicino a Pjanic. Vediamo se crosserà. Penso cross perché ha preso la distanza. Pjanic la mette in mezzo. Di Lorenzo allontana. Callejon allontana. Ancora il Napoli, attenzione. Meret. Palla per il portiere, poi giù, palla Meret la scarica a Maksimovic per Mario Rui, da Fabian Ruiz. Ancora Fabian, palla al piede. Centrocampo, palla per Zelinski, Di Lorenzo. Fabian, Demme. Fermi a centrocampo. Di Lorenzo. Lunga, troppo lunga per Callejon. Pallone che va in fondo. Va al fondo. Rimessa dal fondo per la Juventus. Vediamo, raga. La Juventus ancora con De Ligt. Parte da dietro la Juventus. Bonucci. Alexandro per Pjanic. De Ligt. Ancora la Juve con Dallas Costa, attenzione, ancora fallo su Dallas Costa. 3 giocatori su di lui e lo atterrano. Sì, è vero, Rino dice che bello effetto che hanno fatto sugli spalti, veramente bello, almeno da un attimo di vita. Sonia è 30 secondi in anticipo. Non spoilerare, Sonia, non spoilerare. Si sa, però vedete in anticipo voi. Vediamo. Sì, perché in diretta lo dice dopo, a rilento. Grazie, ma stasera è il Napoli il top. Esatto. Ancora la Juve, De Ligt, Bonucci, Alexandro, grande Zelinski a contrastare. Callejon. Rimessa laterale per la Juve. Cristiano Ronaldo che si affretta la rimessa. Vediamo. Palla dietro per Bonucci. De Ligt. Ancora De Ligt. È vero, Sonia dice bellissimo l'effetto sugli spalti, ma manca la voce. Pjanic, Ronaldo, ancora Ronaldo, palla tra i piedi, la scarica per Alexandro, attenzione, Di Lorenzo ancora a fermare il cross. Callejon. Napoli, Maksimovic, Demme. Usciamo. Di Lorenzo, Callejon. Brutto passaggio di Callejon. Sbagliato, Dybala, Ronaldo. Meret. Grande parata di Meret su Ronaldo. Ancora la Juventus. Mamma mia, quadrato. Meret, miracoloso. Grande Alex. Ragazzi, brutto retropassaggio di Callejon che stava diventando un assist. Ha fatto un assist a Ronaldo. Mamma mia.
paura. Non si possono fare i retropassaggi così quando siamo così pressati in area o vicino all'area, insomma. Meret l'ha parato. Bravo Meret, comunque dice anche Sony, esatto. Simone che ti fa la Juve. Sì, sì, ci la state Juve ci pressando per ora, sì ragazzi, però forza. Attenzione ancora alla Juventus. Usciamo. Quadrato che la lunga dietro per Delict. Meno male che c'è Meret, dice Pasquale. Ernie dice grande Meret. Quadrato. Dalla scosta Quadrato. Pjanic. Quadrato. Bonucci. Guaiù. Stanno là a palleggiare. Cerca di farci aprire, capito? Sì. Buonasera Saverio, che dice vai Meret. Grande Saverio. Perché noi siamo lì combatti, loro ci vogliono aprire, vogliono fare spazi, no? Per poi andarci a fare gol. Simone si lamenta che è l'unico juventino, Ancora la Juve che avanza, ancora la Juventus. Bonucci, palla a Bonucci, la larga per Alexandro, attenzione Alexandro. Pasquale dice che Callejon ha fatto un retropassaggio manco nei dilettanti, stava per diventare un bel guaio. Delict. Attenzione a Delict a 3, 2 Juve. Ancora la Juve. Chiudi a questo, non lo fa avanzare. Matuidi. No, ma Matuidi è là. Quello è dalla scosta. Quadrato. Dybala, Pjanic, stanno girando. Il Napoli recupera. Mario Rui. Ancora il Napoli. Che vai avanza, fallo. Fallo per noi. Fallo su Zelinski. Vediamo di uscire. Simone dice allora mi sa che sarò il solo a festeggiare. No, stasera si festeggia lui. Forza raga, forza. Il live. Ancora rimessa laterale per la Juve, vediamo un po'. Ripartono nuovamente da dietro, aspetta che si salga. Mamma mia, voglio. Però è un po' bloccata come partita, però Ronaldo, ci sta i primi minuti. Ora Ronaldo, voglio. Alexandro, vai Napoli. Buona, voglio. Qualcuno è a terra morto. Chi è Pjanic? Attenzione, grande Maximovic, ancora di testa, ancora una volta. Vai, Koulibaly. Fuori, la larga. Usciamo. Va Mario Rui. Insigne. Ancora là. Mamma mia. Ragazzi, non bisogna perdere rimessa per noi. Saverio Petito, giuro che se Napoli vince sparo le botte. Pure noi. Mamma mia. Raga, speriamo, forza, su. Vai Meret. Di Lorenzo. Sì, però attenzione con questi passaggi. Vai Fabiano, vai, avanza Fabiano. Allarga. Bella Demme. Vai Demme. Dai. Vai Demme, bel passaggio per Insigne. Insomma, Quadrato. Ha preso Quadrato, ha chiuso bene. Rino, cosa succede nella chat? Che sta succedendo? Se non la segui. No, i commenti sono quelli di prima, non lo so. Non è cambiato niente. Abbiamo letti tutti i commenti. Vediamo, forza. Ancora la Juve, mai tu di... Cosa succederà? Vediamo. Mamma mia, però, che partita bloccata. Tutta giocata a centrocampo. Ronaldo, Pjanic, Bonucci, Alexandro, ancora Alexandro, la ributta dietro a Bonucci allarga il gioco a Quadrato, la Juve va dall'altra parte, Quadrato dalla scosta, attenzione dalla scosta, salta Mario Rui, attenzione dalla scosta, ma il Napoli recupera con Demme, vai Insigne, ancora Insigne avanza, la Juve che recupera palla. Ci pressano tantissimo. Ci stanno proprio addosso. Palla a Buffon, ragazzi.
Sì, per ora 10 minuti molto bloccati, nessuna occasione veramente pericolosa, a parte quella parata di Meret. Tutta giocata nell'area del Napoli, ma Ah, insomma, nella metà campo magari del ah. Napoli, in area proprio Quadrato, no. Bonucci, allarga per Ronaldo, attenzione a Ronaldo, Ronaldo la passa a Pjanic, ancora la Juve, De Ligt, Quadrato, Pjanic, Quadrato, Uh, dalla scossa ancora Quadrato, attenzione, ma Koulibaly ferma tutto, Insigne, ottimo. Demme, fallo per il Napoli, fallo su Insigne. Rino fa le canzoncine, cosa succede? Cosa succede? In chat c'è qualcosa che non va. Cioè sì. Ah Giada. Dice, vedi che non insultino il Napoli perché sennò blocco tutti. Ah, forza ragazzi, dai, un po' di vita, un po' Vai, d'animo, un po' vai. di Koulibaly, sprint. ancora Koulibaly, guarda Mamma mia, Insigne. sì, proprio che partita Vai, bloccata. ecco il Napoli, ancora chi è? Zelischi prova a saltare ostruzione, fallo per il Pasquale Napoli. dice c'è De Laurentiis in tribuna, sì. De Ligt, fallo di ostruzione su Zelischi. Stava andando via. Ah, Oh ah. yes. Sì. Forza, vediamo di salire con questa punizione. Che capello ha fatto Zelischi? Tutti buttati indietro. Voglio. Maximovic, Dai Koulibaly, ragazzi. Koulibaly. Lancio lungo a cercare Callejon, ma però cerca più Sarri in Troppo panchina. largo, esatto. Il pallone glielo regala a Ah Sarri. Col Giada. cicchino in bocca, Sarri. Sarri sempre col cicchino, col Ah. filtrino. Giada, non essere nervosa, forza. Voglio, c'è sta Sarri pure, voglio. Beh, ormai ci hanno fatto Fabio l'abitudine. Ruiz. Avanza Fabio Ruiz in fase offensiva. La tocca Dai, per Demme, dimmi Demme. dimmi Ancora Demme. Calcio d'angolo per noi. Deviazione su Di Lorenzo. Oh. Calcio Vediamo un d'angolo dalla parte attimo. della Juventus. Siamo in fase Vediamo un offensiva. attimo. Vai Napoli. Forza Naples. Vai Dai, Demme. raga. Dimmi Demme. Dammi Demme. Dammi. Ah. Vabbè. Che come siamo Simone è tristi. giusto che sostiene la squadra, eh. Esatto, ognuno ti fa la sua, raga, però forza Napoli. Angelo per angolo. Angelo per il Napoli. Angolo per lui. Chi Oi, lo batte? Chi ci va ragazzi. dalla ci va Vediamo. Callecon. O no, no, Demme chi è? Sempre Demme. Mario Rui. Cross. Niente. Ancora Napoli, Callecon che la ributta per Mario Rui. Ancora per Fabio. Mario Rui. Dai. Oh. No? Non gli dà niente. Niente. Riparte la Juve, attenzione a Dybala, il Napoli sbilanciato in avanti, palla per Ronaldo, brutto. doppia finta, è grande, chiusura di Demme in difesa. Ottimo. Oh, Demme stasera Vai spacca. Callecon, bella per Fabian, fallo su Callecon di Alexandro. Secondo Ci me sta un lì c'era giallo. rigore. Vedrai che segno stasera, te l'avevo promesso, Demme. Speriamo. Però sta a fare a dire partita. Mario Rui, fallo su Mario Rui. Insomma, si tenevano un po' tutte e due a braccetto e poi si appoggiavano. No, forse non c'era niente. No, un po' l'ha appoggiato sopra il braccio. Sì, appunto, cioè si tenevano a braccetto l'un l'altro, voglio dire. Vire foto, vero tu? Ecco. Forza! Vai, Iniziamo Demme. a salire. Koulibaly, mi butto nella roggia se il Napoli non passa. No, dai, Giada, ti prego, no. Vai Koulibaly. Anche per Pasquale era rigore netto. Maximovic, indietro per Meret. Dem mi chiede di darti un bacio sulla guancia da parte sua. Se da parte di Dem. Grande Demme. Ma guarda Alexandro. Forza, raga, forza! Cre.
E la VAR no, dice Soria, ma in realtà cioè, se te ne sei spinto la mano un po', secondo me poi si è lasciato un po' capire il giocatore del Napoli. Mamma mia, voglio. Non è che ci stava proprio rigore. Alexandro, sono un po' teso, voglio. Maximovic grande, ma forza. Mamma mia, Maximovic sta a fare delle partite. Fabio Ruiz, bella. Vai. Bella ripartenza. Mertens. Si è fatto fa fisso Mertens. No, ha cercato la giocata, ma non è riuscita, voglio. No, infatti. Pjanic. Una partita molto bloccata, non vogliono rischiare. Sì, poche azioni per ora. Abbiamo passato il quarto d'ora. La più pericolosa, diciamo, è quella di Ronaldo. Yes. Su un passaggio sbagliato. Sì, l'unica veramente pericolosa, poi, tra l'altro. Quindi. Passaggio sbagliato di Callejon. Sbaglia Driss, esatto. Attenzione, ma tu di Pjanic, la Juve comincia a velocizzare i passaggi. Alexandro. Però noi per ora stiamo chiudendo bene. Grazie, chissà. Dalla scosta, De Ligt, Quadrato, Dybala, Quadrato. No, Giada, non Pjanic, ti vogliamo Dybala. perdere. Come facciamo Napoli se chiude. ci perdiamo? Vai Napoli. Dai! Insigne. Dai! Insigne sbaglia passaggio, gli era dalla Juve praticamente. La Juve, Alexandro che riparte. Alexandro si accende, attenzione alla Juve. Pjanic, Alexandro. Attenzione Ronaldo. No, Giada, attenzione Ronaldo, non ti lasceremo, Giada, non ti abbandoneremo. Grande. Callejon perde palla ancora una volta. Callejon, ma che stai combinando stasera? Ronaldo circondato. 4 persone su Ronaldo. Marun, mamma. Forza raga, riusciamo un po'. Pazzi. No, ancora no. Aspettiamo un attimo a scipazzi. Accorto. Cross della Juventus, in mezzo però c'è Callejon ancora una volta e Vine non fa incazzare. No, appunto. Regala sempre il pallone, ma stavolta è fallo su. Troppi errori da entrambe le parti, è vero. Paolo, buonasera. Oh, ma oggi non fa il capitano Insigne, lo fa Callejon? No. No, è la fascia nera. Paolo, te cazzia che non gli ha mandato il link. Non mi mandi il link ed è dentro lo stesso Naples, Mocco Limone. Buonasera Pococco, che ti fa Napoli anche se vi abbiamo mandato fuori grande. Roccocò, tifando Napoli anche se ci avete cacciato via. Dai, proprio un Napoli. Voglio condividete ragazzi. Condividete, lasciate il like. Ma fammela condividere a me, io non ho condiviso. Ecco, se tu condividessi magari sarebbe cosa buona e giusta. Ragazzi, lasciate un like se non l'avete ancora fatto, che ci aiutate a trovare più persone. Se vi stiamo simpatici, iscrivetevi pigiando qui che è gratis. Se volete offrire un caffè a Napoliello, c'è un link in descrizione pure per quello. Appunto. Grande Rino, che ci fa da moderator. Moderator. Vabbè, lasciamo perdere. Ragazzi, qui la partita è bloccata, rimaniamo sempre là. Scherzavo. Bococco dice: Napoliello, ti offendi se dico che la tua ragazza è solo buona? Ops, grazie. Cosa? Mi fai i complimenti. Comunque sono la moglie. Allora, fammi condividere. Mi fate moderatore, sono un esperto. Facciamo moderatore Ernie? Ma sì. No, lo devi fare da. Ups, sto a fare casino. Scusate. Lo fai te? Vedrai. Ne è andata la chat. La Lucacchia? No, da qua. Yes. Ma sì, aggiungi moderatori in fondo, dai. Ce l'abbiamo fatta. Ma chi è Ernie? Sì. Tiro di Betancourt, parata di Meret, dice Pasquale. Yes. Dopo è stato sospeso già per 300 secondi. Giada, perché? Ha sbagliato. Ups, perché ha sbagliato Giada. Perché? Non lo voleva sospendere. Ops.
Povero Bococco. Bococco. Povero Bococco. Oh ragazzi, però, giù. Ecco, fallo per la Juve. Ha detto che stasera sono fuori di me, pure Giada, stasera è in ansia, è agitata. Stai tranquilla, Giada. Ah. Napoliello condivide. Forza, Madonna, ancora palla alla Juve e noi siamo tutti nella nostra metà del campo, tutti chiusi. Almeno siamo ben disposti. Almeno quello. Vediamo finché si regge. Buonasera Ciccio Rossonero, forza Ringhio. Oh Ciccio, buonasera, grande Ciccio. Mannaggia la miseria. Mannaggia la Maronna. Ciao Ciccio Rossonera. Forza. Ancora la Juve che va. Attenzione, Koulibaly, grande chiusura. Ciccio Compasi, forza. Ma non Forza c'è Napoli. come vedi, non c'è. Sì, e non lo vedi da qui, lo vedi anche già, non è segnalata da qui. E dove lo vedi? Lo vedi su YouTube? Ora lo vedi? Sì, ma sicuro, sì, vedi, è messo. Ah, Forza Napoli. fallo su Fabian. Dai ragazzi, forza, usciamo un po' dalla nostra metà campo, giù. Siamo già quasi a metà del primo tempo. Forza. Vai, Dai, Fabian, vai, dai. Anna, vai. Bella Zelischi, vai, Insigne di là, Oh, fallo. Fuori aria. Fa bocca chi te. Dai. Quando sei alto, 1,78 m. Ti sei bassino. Pasquale dice i Gobbi stanno pressando troppo e stanno giocando solo loro. Vero. Demme, te sei bassino, Demme è basso. Zelischi parla a piedi, Zelischi fa paura. Voglio Betancourt ce lo fa in mano. Zelischi è più forte. De Ligt sta luccando a Philadelphia. Spacchiamo sti gobbi di me. Vai, Ciccio. Ragazzi. No, amico, io sono 1,87 m, ma Ron Ru Carmen. Wow. Allora sei temme in fase di crescita. Sei demme sotto steroidi. Ti abbatti Insigne. Fa la batta Insigne, fa un gol come il Borussia Dortmund. Voglio. Speriamo. Dai, Insignarello. Vai, Insigna. Insigna. Speriamo, forza, dai, Insigne. C'è Mario Rui e Insigne sulla palla, vediamo chi tira dei due. Vediamo chi tira dei due. Dovrebbe tirare Insigne, sì, secondo me pure. C'è Mario Rui e Insigne sulla palla. Tira Insigne. Ole! Palo! Ma non lo so se l'ha parata Buffon o era Palo. Porca miseria! Palo, mi sa, Mannaggia la miseria! Mamma mia, Carmen che ha fatto! Altro tiro parata del Buffon. Mamma mia, raga! Ma mi sa Palo, Fa vedere fuori da te. Palo! Buffon era sulla Eghide! È Palo, sì. Buffon c'era, però è Palo. Rimortacci sui. Sì. Miracolo di... Sì, no, Buffon c'era, ma non è parata di Buffon. No, sì, è Palo. Mannaggia la miseria. Dalla scossa chi è? Dalla scossa ancora. Basta. Ma chi è? Ragazzi, però chiudiamo bene. Stasera siamo messi molto bene, molto meglio che con l'Inter. Vai, Napoli. A livello difensivo. Ciao, miseria, mannaggia, che miracolo. La KK blocca tutto. Blocca tutto. Napoli, cosa ne pensi della maglia mimetica di qualche anno fa? Credo 2013. A non piaceva per niente. Allora gli piaceva. A me nemmeno. A me sì. A me sì. No, Giada, non mi morì, Giada. Forza, ce la possiamo fare. Dai, siamo al 25esimo, è lungo. Dai. Noi siamo un motore diesel, ci vuole un po' per scaldarci. Vi ricordo che in caso di pareggio si va ai rigori diretti, non c'è supplementare. Allora, Alessandro, cross, attenzione, brutto su cross. Vai, palla per Insigne.
Fabio Ruiz. Dai, Allarga. ripartiamo subito Però in gesta nessuno. allarga per Quadrato. Ecco. Palla per la Juventus. Per la Juventus. Pjanic. Indietro per De Ligt a Philadelphia. Ancora a Philadelphia per Quadrato. Da questi a... Battute tristi. Chi cacchio è? Dalla Costa. Philadelphia. Quadrato. Chi cazzo è? Betancourt. Alexandro. Cross ancora. E Cagliacon e piglio tutto quantissimo oggi. Cagliacone stasera sta a fare Oggi- difensore. Oggi le piglia tutte lui e le regala pure tutte lui. Sì, un po'. Erni, Succede forza quando- Napoli, Erni! Forza Napoli Fatto moderatore, condividi però con i tuoi amici, mamma, pure se sono serpiente, sono inderisti, c'è magnato, Ci mangiamo. Angolo per i gobbi. che già ce li siamo magnati, a dire la verità. Parrebbe, visto che siamo un finale. Calcio d'angolo, attenzione a De Ligt, tu, Dybala, vai, che destra, accorta a Kiss, accorta a De Ligt, passa dritto, Dai, non sbaglia nei passaggi allora, no, Vai. No. Quadrato che se ne va, ancora dalla scosta, attenzione Mario Rui, che Kiss va, grande Mario Rui a chiudere, 2 volte, poi Demme, dai, però esce da sta cacchio dei 3/4 ancora la Juventus, palla fuori, a Juventus. è a nostra, raga. dalla scosta, è a nostra. È a nostra, mamma. Ricordo a chiunque si sia messo in live da poco, se vi va di lasciarci un like che ci aiuta a trovare più persone, se vi siamo simpatici di cliccare qui sotto il pulsante iscriviti che non vi costa niente, se volete offrire un caffè a Napuliello perché vi sta particolarmente simpatico, avevate il link in descrizione. Non capisco perché sono stato bannato, ho solo fatto un complimento alla moglie. No, ma si è sbagliata, ha detto Giada che si è sbagliata, non l'ho fatto apposta. Basta. Povera Giada stasera è un po' esaurita. Vai. Grande Meret. Dai ragazzi, che stiamo a reggere bene per ora. Ma grande Meret. Dobbiamo solo attaccare un po' di più. Pochetto di più. Ti voglio bene Napoliello, sei un bravo, lo penso davvero, grande. Allora condividi, fai Ecco. pure tue condivisioni. Se sono bravo, condividi con tutte le chat che c'hai a disposizione. Gli amici tuoi, vai a scuola, non lo so, vai a lavorare, condividi. Su WhatsApp, Come vedi? canale. Grande Francesco, mi sono appena iscritto al tuo canale. Grazie Pasquale, grande. Vai, dobbiamo vincere stasera, vai. Mamma vinci. Raga, forza, però non si vince se si continua così, ragazzi, dai. Per vincere bisogna Vai Di giocare. Lorenzo. Ma io se volete donarmi una Coca-Cola Cup, donatemela, una Coca-Cola Cup. È perché la Coca-Cola Cup, però, capito? Una Che Coca-Cola cosa Cup, me la potete donare. La bottiglietta di Coca-Cola, frate. Sono frate. informatico. Sei informatico, bravo. Bravo Barcocco. Marco, cioè ogni volta gli cambi il nome, una volta il nome diverso. Vai, chi è? Di Lorenzo, Koulibaly. Mario Rui, Insigne, vai, grande giocatore. Dai, ci hanno chiusi. Ragazzi, c'è Ma c'ha sta il piedino figa, Insigne a contrasto, glielo portano via. Pjanic qua. È cascato a terra. Il piedino nano. Ancora la Juve, Matuidi, che è? Pjanic. Madonna. Pjanic ancora. Che Pjanic, fatica. Pjanic. Pjanic va, Pjanic. Allora, ancora la Juventus. Chi è? Dalla Costa. Chi è? Mario Rui Caracculondero, Puris. Dai, Tutti i nanetti non ce la fanno proprio. tutto fermo a centrocampo. Però sì, è un po' bloccato come partita. Che fatica. Aspettavo ritmi un po' più invece. Ma No, c'è diciamo stato. che me l'aspettavo una partita così. Ciao Ale, buonasera grande Ale. Buonasera. Era Zuroschi. Signore, beato.
Ai 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 ai. Vai Ai, da ai. me grande. Accorto al quadrato che non facciamo tirare sto triangolo. Però ve lo posso dire che sono impressionata che le stiamo a Non chiudere c'è- bene. Sì, ma vabbè, te lo aspettavi, Gattuso gioca così, tutto chiuso. No, sì, ma confrontalo con la partita di qualche giorno fa. Accorta con che l'Inter. mamma mia, è brutto questo. Ah, fa grossa una dota, Cagliacone, stallo un gol. Fuori. Marò, Sempre mamma. forza Napoli, sempre. Stai serena e incine, così vince. Forza, raga, forza. Vai Napoli, bella questa, vai Insigne. Vai Insigne. Dai, Bella, Deme, ma... lunga. Troppo lunga. Peccato. Dai, raga, Madonna. Forza. Mamma Luca. Non rifiutiamoci subito dietro, pressiamoli un attimino, vediamo di rimanere in zona d'attacco. Non torniamo subito tutti Subito tutto indietro. a dretto, che cacchio. Subito. Cioè, ci stiamo proprio a ritirare. Arretirate, mamma. Ah. Ciao, schia. Aia. Che te stramolle. Tiro. Vai. Ritirata fuori. Forza, saliamo. Ma non si Ancora può andare solo di Filadelfia per ripartenze. quadrato. La Filadelfia al quadrato. La Filadelfia al quadrato, ma che sta a dire? Filadelfia per quadrato. Silenzio. Attenzione a dare nascosto. Oh, Mario Rui, pigliala. Aia. A chi ne invita? Guida, KK. Rimessa laterale per la Juve. Mamma tu Carmen, mamma tu Carmen, ciucciarì, mamma tu Carmen. No, questo non lo metto. No, niente. Da mo ciucciariello mi... No! Attacco di ciucciariello. Ma è un tuo cazzo. Ma no, ma non Sto si sempre fa. a mezzo, sto. Ma non è vero quello ciucciariello. Ah, signore, ragazzi. Mannaggia la miseria. Ah. Io, ma che partita stiamo a fare? Cioè, se aspettiamo di ripartire, io non ci ha fatto ripartire mezza volta e basta. No, infatti, cioè rimane così. Alessandro, piacere di conoscerti, grande Donato Lupo. Grande Maximovic, però sì, è un po' noiosa ora. Sì, mamma mia, sei un po' bloccatella. Kira, ciao Kira, buonasera. Vai Napoliello, stasera tipo Napoli da Talandino. Grande. Grande. Forza, quando metto Ciucciariello in capo succedono sempre cose belle, quindi mo vediamo se è il momento. Che ti metto, no? No, Fermi, che quando metto Ciucciariello in capo va sempre tutto bene alla fine. Napoliello, hai visto che poi il Milan l'ha comprato davvero Calulu, è vero? Che cosa triste. Vai Di Lorenzo, mannaggia. Dai ragazzi. Vai bella, Cagliacon. Dai. Di Lorenzo. Indietro ancora, giochiamo indietro. Fabio Ruiz. Che fatica. Zerischi. Di Lorenzo, Fabio Ruiz. Di Lorenzo, Fabio Ruiz. Di Lorenzo. No, invece Demme, Di Lorenzo, Fabio Ruiz. Sti cavoli. Fabio Ruiz va da Koulibaly o da Maximovic? Da Koulibaly. Vai Koulibaly. Ya potremmo farcela. Centrocampo per il Napoli. Palla per Insigne. Koulibaly. Buonasera Stefano SS Lazio. Koulibaly da Di Lorenzo. Ciao Benvenuto. Stefano, grande Stefano, buonasera e forza Napoli. Vai Di Lorenzo, Dai. avanza mu. Dai. Vai, cross? Sì, No, no, non si è capito con Cagliacone, tu pari. Forza, pressate. È quello che vuole la Dai, Juve, ci vuole far uscire, non capite niente. Sì, ma ora, cioè, stiamo così, ma non siamo tanto sbilanciati. Insomma. Oh, Gesù, Signore mio. Ma piglia chi soi a Mo ripartono. Buonasera, Cristian. Adesso. Ciao Cristian Bianchi, buonasera. Mamma mia, voglio... Maronna, Gesù, mamma, Signore. ci asciuga pazzi. Vai Napoli, vai. Accorta chi, punizione. Mamma mia, brutto, è punizione. No, No. no.
Stupido Ronaldo. Stupido Ronaldo. Koulibaly ha fatto male alla capo. Koulibaly, se basta con Koulibaly. Sì, no. però stasera tutto il reparto difensivo sta giocando bene sin dal primo minuto, il che è un miglioramento rispetto alla partita con l'Inter. No, anche con l'Inter hanno fatto, a parte il primo tempo, i terzini centrali. Vabbè, ma è questo che te sto a dire. Stasera siamo andati bene da subito ed è già qualcosa. Anche Di Lorenzo si sta giocando bene. Demme dice quando gioca il Napoli, Napoliello è irriconoscibile. Perché? Che è successo? Come comunque Maximovic e cosa, come si chiama? Maximovic si chiama Koulibaly, stanno a fare un partitone. Sì, assolutamente. Vai Callecon. Giada, non stai in ansia. Fabian, vai Callecon. Fabian, Callecon, tutto cazzo. Vai Fabian, Demme. Dai. Ancora per chi è? Mario Rui, vai, tira. Zelischi, chi dà molto. Dai. Ci pressano sempre, loro pressano, è tutta la partita a pressare. Quadrato, Pjanic. Fa bocca sapete perché è troppa ansia, sì. Sei più freddo. È perché stai in ansia, raga, perché stasera Napoliello sta in ansia, per questo che è più freddo. Non è che ho freddo, non mi resto un mezzo manica. Che deficiente. Vai, Koulibaly e chi dà vai Callecon. Dai ragazzi. Dai, Niente. Fallo di Mertens fa fallo oggi, fa 2 falli e basta. Ha fatto due pallonate oggi. Chiamo Mertens. Giada dice Ronaldo è rifatto. Ronaldo con quel cucù non si può guardare. Da parrucchiera. È vero. Fai la parrucchiera, fa. È vero, mio Dio, non si può guardare con quel crocchietto in capo, è orribile. No, a me mi piace. Ma dai, ma è orrendo, è ridicolo. Ma proprio senza samurai giapponese. Che capito crocchetto. Non si vede. Capito crocchetto. Crocchetto. State fermo. E sa riscrive col filtrino? Ma perché devi rompere le palle? Mortacci lui. Colpo di testa. Ronalda di Cerni. Cosa? È Ronaldo. Sì. È Ronaldo. Buonasera Candy. Ciao Candy, sei su Candy in camera. Punizione, attenzione. È larga. Chi era comunque? Era Matuidi, penso. Delict, eruttano poco a Filadelfia, veramente. No, a parte scherziere, no, era Mo inizia a fare le battute tristi, Napoliello, Mo inizia a fare battute tristi. A Randa. Kendina. Condividete, ragazzi. Culu. Chi è arrivato da poco, se vi va, lasciateci un like. Se vi stiamo simpatici, lasciateci l'iscrizione qua sotto. Grande Pasquale. E se volete offrire un caffè a Napoliello, c'è sta il link in descrizione, ragazzi. Pure il caffè ci potete offrire, pensate un po'. Pasquale dice: ho fatto la storia di seguirti sul tuo canale YouTube. Grande Pasquale, grazie. Grazie, mamma. Rino che modera. Accorta chi? Sto brutto questo. Sono Ronaldo. Madonna, mamma, si asciuga pazzo. Meret, è uscito pazzo. Grande Meret, uscitone paratona. Ma che cazzo sta di? Abbiamo Spina e Meret in porta, tu che cacchio sta di? Abbiamo 2 portieri di grande livello, che sa di? Abbiamo 2 portieri di alto livello, un apre e porta, è pazzo. È finito. Non apre. Forza Naples. Meret. Dai raga, dai. Ma fatto male. Ecco, così impari a far deficiente. Forza Napoli, voglio Forza Napoli. Forza Napoli. Vai, accorta chi sta. Però voglio, mamma mia, vedi se gli diamo contropiede alla Juve è pericoloso. Però si è sbloccata un po' la partita, sì. Dai. Vai. Però noi abbiamo fatto mezzo tiro, loro sono più pericolosi. Guarda. Fallo. Fallo su chi è? C'è una accisa a Fabio Arruzzi, chi era in molle, ci è stato. No, se era a lavorare non l'ho vista, ti chiedeva se avevi visto l'amichevole Udinese Brescia. No. A sapere che è venuto un infarto. Che Udinese Brescia è venuto un infarto. No, per la parata di Meret. Io pensavo che Udinese Brescia, ho detto mamma mia, Udinese Brescia. Mamma. Dai ragazzi, forza, usciamo un po' dalla nostra metà campo. Dai, saliamo un po'. Mi è venuto in infarto.
Vai, Koulibaly, vai. Palla per Insigne, vai Insigne. Dai. Vai, Bella, Mertens. bella, Mertens. Insigne! Madonna, hai salvato. Chi è che ha salvato con pallina? Alexandro. Fabian. Ma Ancora io. Vai, Caicon. Bella per Demme. Maronna, Buffon. stava per far gol tra le gambe Mannaggia la Maronna, Buffon, io ti faccio male. Mannaggia la miseria. Oddio. Demme, stavi facendo gol. Demme, stavi per... Mamma mia, Carmen, la parata. Demme. Mannaggia la miseria. Calcio d'angolo, tu sei a Luke. Vai, è a Luke. Cagliacon, vai Cagliacon. Respiriamo. Calcio d'angolo, Cagliacon, va Cagliacon. Vai. Vai Koulibaly, ancora vuoi segnare? Vai Insigne. Madonna. Oh, l'ho toccato Buffon, no. Si calcio d'angolo, mamma mia. Vai, a così vai. Ma schiatta la capa. Vai a Napoli, vai. Vai a Napoli, vai. Oh signore. Facci pazzi, mamma, facci pazzi. Ma dai ragazzi, così però bisogna fare. Calcio d'angolo, chi ci sta con calcio? Mario Rui. Rino è sconvoltissimo. Vai. Rino è super sconvolto. Vai. È un gol a Demme che non ha. Abbiamo Frk. Fallo sul quadrato, sì. Punizione per la Juve. Mannaggia la miseria. Venduti. Fabio, ciao Fabio. Buonasera Fabio. Ciao Fabio Giambagna. Fichi cucù. Strani ma sono veri. Respira Giada, respiriamo. Madonna, guarda, l'ha chiusa. Grande Napoli di Cerni, grande Erni. Con la Juve si soffre sempre, ma se si vince è una tripla la goduria grande. Vista all'inizio della tu Juve hai capito tutto. E poi in 5 minuti 2 o 3 palle gol. Buonasera Mario. Grande Manolas, da carica, mamma. Ciao Mario, buonasera grande Mario. È qui. Meret pure si sta conformando, Grande Meret, ti voglio bene, io qua ti là. Vedi che da quando ho messo il Ciucciariello in capo Napoli si è scetato? Lo vedi che il Ciucciariello in testa porta bene? Vedi che quando metto il Ciucciariello in testa... Non ha mica segnata, mo. No, però se sta a giocare meglio. Vedi, alla fine il Ciucciariello non mente. Oh, quindi lui deve stare qua sopra. Non palamenta! Che cacchio? No, voglielo sta scipazzo, voglio sta scipazzo. Non facciamo la menta. È l'orzato. Non me l'ha mandata. Vado la menta insieme. Dai ragazzi, dai. Tu capi con una planta pencia, a me un pareggio non me ne fotte niente un pareggio, mica ci piglia la coppa un pareggio. Dicevamo, il Ciucciariello porta fortuna, vedi, l'ha capito pure Saverio. Vedi. Dai me, ancora questo del Donger, maronna, Carmen. Ecco, ti ha anche donato, maronna Carmen. Perfetto, ragazzi. Sincronismo perfetto. Ovvi. Mamma Carmen, mamma. Va. Mamma Carmen. Mamma mi, zigno, mamma mi. Casa caduta. Dai ragazzi, forza. Vai Napoli, vai Meret. È quasi finito il primo tempo, signori. Tra una cosa e l'altra. Te lo chiedo sempre, Napoli. Esatto. Koulibaly, danci su limone che a mocco ci metti. Koulibaly, faccia su gollettino al 90esimo. Siamo al 45esimo, amore. Lo so, siamo a metà, poi ci diamo il 45esimo, dopo e facciamo gol. Vedi che è asciutto pazzo. Che è asciutto pazzo. Chi ti è morto? Ma si può vedere. Ma si può vedere. Una la vince.
Te sta fermo! Dove giù? Signora, aiutatemi quanta santa pazienza! Ancora te don't care forever, te innamorato. E la Juve attacca! Ancora Alessandro, mannaggia. Sta troppo così! Oh, vai Meret! Oh, Ui, Marò! brutto che si- Va, vai io. Niente, l'ha presa la Juve una volta. Ci sta quadrato, state calmo, quadrato. Napoli rilancia, è sempre la Juve, Bonucci. Pjanic. È ancora la Juventus. Non si pare, un minuto di recupero, yes. Siamo già a 20 secondi dentro il recupero. Dai, mannaggia, la mia sei. Sta mio nonno che sta bestemmiando tutti i santi. Oh, grande nonno. Ancora Juve, mamma Luca, Pjanic, Matuidi. Donato dice fece caldo, Alessandro, Maronne. fa capro veramente, anche qua. Si sta a morire. Ciao, faccio chiudo. Che palle. E piacere sta palla. Che fatica di. Niente. Lasciate andare, di parlare. Chi ti è morto? Caro San Fine del primo tempo, signori. No, nemmeno. Ecco, perché Rino gli aveva chiesto a Dem se di stava per Dengonger lì, di Donger. Signori, allora, tutto sommato niente male, tutto sommato abbiamo chiuso bene, hanno avuto solo un'occasione pericolosa. Ne abbiamo avute un paio pure noi su ripartenze, ci siamo svegliati un po' tardi come sempre, però stiamo a chiudere bene. Stiamo reggendo bene. Buona. Il che male non fa. Ci vuole un po' più d'attacco, ci vuole un po' più di gol possibilmente. Mamma. Però dai, non è male. Oh Alberto, buonasera, forza Napoli, sempre. Forza Napoli, mamma. E Sonia dice se il Napoli segna al 90° venga a Napoli a piedi, grande Sonia. Napoli, veramente? Oddio ragazzi, ciao Alberto. Dai. Pasquale 90, finora avete giocato meglio dei Gobbi. Ma insomma aspetta, no, diciamo la Juve ha fatto la partita e il Napoli però nel finale ha costruito molto più gol. Cioè, se andiamo a vedere, ha costruito più palle gol. Quella di Insigne da fuori, poi un palo di Insigne, poi quello sulla linea. Chi è? Sempre Insigne sulla linea. Chi l'ha salvato? Forse sempre di Insigne. Perché c'era defilato, sempre di Insigne. Vedete sempre Insigne. Raga, buonasera Extreme. Almeno 3 palle gol nette di Insigne. Esatto. Insigne è andato vicino 3 volte. Uno di Dem. Vero. 4 tiri il Napoli. Giada dice sì, siamo calmi. Brava Giada. Ha fatto la punizione e il palo, poi quello che hanno salvato sulla linea e quello defilato al palo su Buffon che l'ha toccato e quello di Dem. 4 tiri negli ultimi 10 minuti, 4 occasioni. No, c'è stata due occasioni. Sono da parte della Juve di Ronaldo pericolose, che una gli abbiamo regalato il pallone a Dybala, che Dybala l'ha passato a Ronaldo e Meret ha fatto una bella parata in allungo, no? E un'altra che erano solo Ronaldo e Meret. È che Meret è uscito e ha preso il pallone in aria. Da grande portiere, ovviamente. Bella partita. Allora, SSL 1900, dai Napuliello, buonasera. Mamma. Mario ci dice di rompersi alla Juve. Nicola, buonasera, gran bella partita. Beh, dai, diciamo che si è animata un po' verso la fine. Prima era un po' smorta. Sì. Rino non è propriamente vicino, no. Diciamo che la Juve ci pressa tanto perché sa che noi giochiamo la palla indietro, cerchiamo di far largare la Juve, allora la Juve non sta a guardarci, anzi la Juve cerca di pressarsi in gruppo in modo che noi perdiamo la palla. Infatti in quell'occasione di Cagliacone siamo stati pressati così tanto che la Juve ha preso palla e ha creato l'occasione da gol. Cioè rischiamo perché la Juve ci pressa sempre. Sì, però appunto la nostra difesa stasera non ha fatto particolari errori. Però mi domando la Juventus fino a quando possa pressarci così a questo livello. Perché... Speriamo che abbassino un po' la guardia e che questo apra un po' le nostre ripartenze. Speriamo, ragazzi. Un'altra cosa che mi preoccupa è perché che la Juventus lo potrebbe fare anche tutta la partita a pressarci perché c'ha la panchina. Cioè, volendo, cambia 5 giocatori, perché ora poi fa 5 cambia 5 e ne fa entrare 5 freschi.
e ci lo presta so. ugualmente pure tutto il secondo tempo. Quella Vediamo. Napoli, ma un video con Peppuna cuoretta azzurra. Vedo di farlo domani sera perché domani sera faccio la live, il dopo finale di Coppa Italia praticamente, cioè, di Napoliello 87. Mi raccomando, non mancate. Ci saremo noi del Napoli contro quelli della Juventus e ne parleremo della partita. Comunque prendo l'occasione per ricordare a chiunque si sia messo in live da poco, se vi va di lasciarci un like per aiutarci a trovare più persone che possano guardarci, se vi stiamo simpatici di lasciare l'iscrizione qua sotto che non vi costa nulla, e se volete offrire un caffè a Napoliello perché vi sta particolarmente simpatico per tutte le battute e le cavolate che dice, c'è un link in descrizione pure per offrirgli il caffè. Grazie. Prego. Angelici cazzo. Ah, mamma mia, signore. Ragazzi, come la vedete la partita? Secondo voi come finisce? Cosa succede? Buonasera Marco. Che dici, un po' di esperienza di Llorente ci farebbe comodo, ma magari nei minuti finali, gli ultimi 15 minuti, sai, secondo me, perché ci serve una torre e mezzo, non ci farebbe mai, però non ora, secondo me ora serve velocità al Napoli, dato che gioca di contropiede il Napoli, e Llorente che ci fa? Cioè magari lo può buttare nella mischia gli ultimi 15 minuti, capito? 10-15 minuti, ma non di più. Giada giustamente dice anche una pizza va bene, la pizza va sempre bene, accetta la santa pizza. Ciao Luca, buonasera, sì, partita un po' noiosa, sì, però diciamo che gli ultimi 10 minuti l'abbiamo fatto cagare un po' tutti, con Insigne e l'occasione di Demme, un po' di strizza ve l'ha ammarata. Pasquale dice che vinciamo 2-1, speriamo. Extreme dice 3-1 per il Napoli addirittura, wow, speriamo. Chi sta stanco, bravo Demme, concordo con te. Sì, Demme sta facendo un ottimo. Ma concordo con Demme. Con il nostro Demme. Ma comunque, anche parlando di Demme, proprio sta facendo un'ottima partita. Ma io penso tutti stanno facendo una bella. Quello meno, forse, sì, base difensiva aiuta tanto, però deve stare un po' più attento Cagliacone, perché lo vedo un po' sconcentrato, a volte un po' troppo rilassato. Nel pressing perde un po'. Sì, la difesa appunto non è il suo punto forte, sta facendo il suo meglio, sta facendo bene, però è un po' il punto debole della difesa, giustamente. Sì. Andrea dice il Napoli poteva segnare al 40°, ma c'è Buffon, esatto. Sonia, sì. Ernie dice 1-0, 2-0, 3-0 Napoli, speriamo. Buonasera Creepy e il signor. Era fallo quello su Mario Rui da Juventino, secondo me era punizione. Ma non lo so, perché si tenevano tutte e due a braccette. Secondo me Mario Rui ha fatto un po'. No, c'era fallo quello lì, perché l'ha tenuto, sì, l'ha sbracciato un po' da sopra. Comunque DM dice, allora vi dico la mia, Dem 1-0. Sei un pochino di parte, un pochino solo. Oddio. Mamma mia, ragazzi. Secondo me vanno ai rigori, non so, c'ho sto presentimento. Ma speriamo di no, insomma, se ora riprendiamo come abbiamo finito il primo tempo. Guarda che stasera abbiamo un signor portiere in porta, Meret. Oh, sì, che bello. Che anche bello, Buffon, mamma mia, guardala che parata. Tutto rispetto per Ospina, perché Ospina ha giocato una grande partita, però io voglio Meret. Tutta la vita titolare Meret. Creepy dice una bellissima partita. Sì, nei minuti finali soprattutto, prima era molto bloccato. Giovanni, ma state zitto Francia, quale punizione? C'è stava la punizione, non rompere, faccia la faccia. Era punizione e basta, Giovanni. Oddio, ragazzi, è uscito pazzo mamma. Ricordo di nuovo a tutti per l'ultima volta e poi non rompo più. Poi Maronna, state fermi. Se vi va di lasciarci un like per aiutarci a trovare più persone su YouTube, se vi siamo simpatici di lasciare un'iscrizione cliccando qua sotto che è gratis. E se volete offrire un caffè, una pizza, una birra, una bibita, quello che vi pare a Napoliello, c'è sta il link in descrizione. Fine. Allora, Sania dice che per lei farebbe qualche cambio, ci sta? Sì, ma attualmente secondo me no, più verso il 20esimo, sì, io giocherei altri 20 minuti del secondo tempo e poi cambierei, capito? Andrea dice Mario Rui ha preso prima col braccio Alexandra e Alexandra ha risposto secondo me era regolare. Ma
Ma hai visto Mario Rui rispetto a Isai è un altro giocatore, hai visto come più nel vivo, sia in fase difensiva e anche in fase difensiva, un giocatore che sa saltare l'uomo, un giocatore con cattiveria, perché c'ha la cazzimma Mario Rui, è basso ma è uno cazzuto. Invece Isai, secondo me, è anche un po' troppo molle quando va nei contrasti e nel tutto, pure in fase difensiva. Cioè Mario Rui è tutta un'altra cosa. Meret molto meglio di Ospina, anche secondo me. Ospina è forte, però Meret secondo me c'ha qualcosa in più. È giovane, c'ha margini di crescita e secondo me diventerà anche più forte di Ospina. Giovan, ancora tu e stu Mario Rui. È accattatirla a Mario Rui, voglio. Tanto non è che proprio fa quello proprio Mario Rui, ma no. Secondo me alla fine si va ai rigori, voglio. Pasquale, io penso anch'io. Ciao, come state? E come stiamo? Stiamo qua. E niente, ragazzi, speriamo in un secondo tempo migliore, più vivo, perché poi in una fase, diciamo, nella fase di mezzo della partita ci hanno fatto un po' a dormire, ci hanno fatto un po' dormire. Dopo c'è stato un po' di risveglio. Yuri Campedoglio, ciao Yuri. Creepy dice: primo tempo a mio parere manca una punizione, come ho detto prima per il Napoli e una per la Juve per fallo di Koulibaly su Ronaldo sbilanciato, poi non so. Sì, ci sta appunto, sai, è stata abbastanza comunque equilibrata. No, ma quello non era fallo. Quale? Quello di Koulibaly su Ronaldo. No. Ecco, secondo Napoliello non c'era fallo di Koulibaly su Ronaldo. No, perché hanno fatto spalla a spalla, l'ha spintonato un pochino, ma perché fisicamente è più grosso Koulibaly. Allora, Extreme dice: dobbiamo avere più fiducia nel secondo tempo. Esatto. Beh, se continuiamo sulla falsa riga della fine del primo, comunque già è buono. Il Napoli ha fatto schifo questo primo tempo che le perdi. Insomma, la prima metà del primo tempo, anche un po' di più della prima metà, primi 40 minuti, 35 minuti, siamo stati abbastanza passivi. Non riuscivamo a uscire dalla nostra metà campo, però chiudevamo bene, e che è già buono onestamente, perché a volte la nostra difesa guarda la prima metà del primo tempo con l'Inter, quindi già che siamo riusciti a tenere bene, a non far fare particolarmente azioni complicate, insomma pericolose alla Juve, è già buono per me. Poi al solito noi ci svegliamo sempre in ritardo, cioè vuole un po' per carburare. Alla fine del primo tempo abbiamo iniziato a pressare. Se continuiamo così può andare bene, ragazzi. Allora, vediamo un po' dei commenti che mi sto a perdere. Soria, nel secondo tempo cambia la partita, sarà più offensiva e più fallosa. Ci sta, anche perché la Juve sarà un po' più stanca, immagino, e noi verremo un po' più fuori. Creepy la vede male? No, dai, siamo positivi. Sarò con te, già da coreggia e fa proprio bene. Comunque si finisce così, andate ai rigori, esatto. Sì, lo sappiamo che non ci sono supplementari e si va ai rigori diretti se finisce 0-0. Se la Juve va avanti così segna, ma bisogna vedere prima di tutto se la Juve ce la fa a reggere a pressare così, perché è faticoso, è comunque fisicamente dispendioso pressare in questa maniera. E noi, se veniamo fuori di ripartenze e gli schiaffiamo qualche gol, appunto alla fine stringi, per quanto la Juve ci ha pressato, per quanto c'è stata addosso, alla fine quelli che hanno avuto più occasioni da gol siamo stati noi, nonostante tutto. Noi abbiamo avuto 4 occasioni nette da gol contro le 2 della Juve, quindi insomma, vediamo, può anche andare bene. Infatti sia Sonia che Donato dicono: per carità, mio Dio, rigori no, speriamo di no, perché infatti vinciamola nei 90 minuti, sarebbe bello. E anche vinta ai rigori non sarebbe male, ha ragione anche Rino, però insomma se si vince nei 90 minuti tanto meglio. Se si va ai rigori è una lotteria, esatto, dice Creepy. Infatti anche Sonia è d'accordo, dice: ai rigori non vince sempre la migliore, esatto, bisogna vedere di vincerla nei 90 minuti, raga. Bisogna vincerla sta coppa. Ciucciariello deve tornare al suo posto, perché quando io mi metto il Ciucciariello in capo per Napoli gioca meglio, quindi catalizziamo un po' del buon gioco e vediamo. Quanto manca, ragazzi? Perché rinizino?
Non dovrebbe mancare molto, no? Ah, mamma mia. Sì, speriamo di rientrare in campo con la stessa mentalità con la quale siamo usciti. Con la stessa mentalità. Possiamo avere delle buone occasioni in ripartenza. Se la nostra difesa regge e il nostro attacco si sveglia un po' e la Juve si stanca anche un po', sperando che non faccia troppi cambi. Addio, vediamo chi potrebbe entrare secondo voi. Secondo voi, ecco, ditemi un po', che cambi fareste? Chi fareste entrare nel Napoli? Napoliello è andato a fumare, dice Dem. No, non fuma Napoliello. È impegnato Napoliello in questo momento. Ai ai. Milik, ecco. Milik, secondo te Napoliello, Milik potrebbe essere un buon cambio? Sì, diamo ancora un po' di tempo a Mertens. Napoliello dice sì, però diamo ancora un po' di tempo a Mertens. Io vi faccio l'intermediario con Napoliello. Allora, Erni dice Manolas. Allora, io metterei sì, ma Manolas viene ora da un infortunio, è rischioso. Quindi Manolas sta dicendo Napoliello viene ora da un infortunio e rischioso. Top player, Cuore Azzurro, buonasera. Ciao, dov'è Napoliello? E qui sta arrivando, era un attimo impegnato. Napoliello! Capito? Te vanno! Dentro cosa? È troppo rischioso, voglio mettere dentro... È tornato Napoliello. Ragazzi, è troppo rischioso mettere dentro cose, come cazzo si chiama? Chi se lo dice? Manolas, perché viene da un infortunio. In una finale vuoi mettere a Manolas, non sai come, in che condizione sta, cioè. Già ha detto se sta facendo un bicchiere d'acqua e zucchero per ripigliarsi. Invece riguardo Milik sono d'accordo, però anche lui o Llorente metti negli ultimi 25 minuti, cioè se metti Milik lo puoi mettere anche 25 minuti, se metti Llorente 10-15 minuti. Decidete, io preferisco Milik di Llorente, allora, perché ha più movimento. Sonia dice voglio il gol del Napoli al 90esimo. Sonia ce lo fa morire, ma anche prima magari, poi se ne fa anche uno al 90esimo, va bene, però insomma arriva fino al 90esimo con l'ansia, però. Ciao King, buonasera King, grande fratello. Dem mi diceva nominagli sempre Den Donker. Ancora Napoliello sta bevendo una birra già fatta, Napoliello ha già fatto con la birra per stasera. Però se me Peter, buonasera. Non mi fa schifo, dove fanno vedere le partite gratis per tutti? Su Rai 1, Peter Pan. è su Rai 1 la Coppa Italia. Rino gol al 90esimo di KK, sì, aggiuntivo. Mamma è uscito pazzo, KK. Ai mamma, Manolas no dai, se si infortuna c'è il fantacalcio. No, ma è tornato ora da un infortunio. Con dei iscritti a tua scelta che gli fai entrare. Sì, lo farei volentieri, sì. Anche con gli iscritti, perché no? Perché no? Top player dice io metterei Lobotka al posto di Dembe, ma Dembe sta facendo un'ottima partita per ora, quindi per ora è riniziato il secondo tempo. Sì, no, Lobotka no, ma che siete pazzi, voglio volete mettere la vodka in mezzo campo che aiuto, ma che siete pazzi? Rino, hashtag Den Donker. Ma siete usciti pazzi, pure Lobotka ci volete fa perdere allora. Donato metterebbe Llorente, appunto, magari verso il fine partita. Cioè no, Demme non si cambia, Demme deve giocare tutta la partita. Vai! Quando avremo Veretù già è qualcosa, se pigli Veretù già è qualcosa, allora lo puoi cambiare Demme, se no ora con Lobotka non c'ho fiducia. Demme dice che all'inizio era un po' titubante con Meret, invece poi si è mostrata all'altezza. Vai, Insigne. Vai, Zelinski, allargala. Callecon, scatta Callecon. Vai Di Lorenzo. Dai. Fabio Ruiz. Di Lorenzo. Fabio Ruiz. Vai Fabio Ruiz, allarga indietro. Da Maximovic a Koulibaly. Alberto dice Milik vai un call, ciao, non andare via. Buonasera. Demme perché non sta facendo bene, perché metti che si stanca. Vabbè, ma per ora sta ancora giocando bene.
No, sto giocando bene, Dan. E Rino, io acquisterei Den Donker e lo Ma farei per me è giocare gli bella. ultimi 15 minuti. Vai di Lorenzo. Bella Callecon. Dai! Vai insieme! Madonna, Luca! Oh mio Dio! Mamma mia. Di quanto alta sopra la traversa! Mamma mia. Oh, si scalda Milik e Younes. Le partite di Serie B in TV gratis, non lo so dove le fanno vedere, se le fanno vedere gratis di Serie B. Non lo so, forse su Sport Italia qualcosa, ma non sono sicura. Mannaggia. Mannaggia, mamma. Ora attacca la Juve. Attacca Juve. Amo. Napoliello, che ne pensi di Llorente e Gianluca Gaetano al Benevento per la prossima stagione? Cosa? Adesso. Che ne pensi di Llorente e Gianluca Gaetano al Benevento per la prossima stagione? Sì, potrebbero far bene. Per il Benevento sì. E Rino, sei tremendo. Napoli 1, Juve 0, gol di Den Donker. Per il Benevento sono giocatori che vanno bene al Benevento. Hai capito? Ancora basta, Robot, Gatendonger, che DM dice il centrocampo più forte del mondo. Calulu, Den Donker, DM lo Mamma mia, tocca. sti nomi di merda, basta, voglio. Alberto continua a fare il tifo per Milik. Ancora stu Azmoon, ma che cazzo di nome è merda, basta. Everton va bene, ma Azmoon no. Allora, noi siamo live fino a che non finisce la partita. Poi dopo Napoliello, quando finisce la partita, va a fare il video post partita. Ma tu dici. Allora, poi top player dice: io prenderei Everton e Azmoon. Ancora Azmoon, sì, l'ho letto. Ma i messaggi del 2208 non li leggi? Messaggi del 2208 non lo leggi. Aspetta, me ne sono perso, scusate, ce ne arrivano un po' dai 22, 10 e 08. Vediamo. Adesso dici. Niente, che non l'avevo letti tutti. Forse indietro che ne so. No, 10 vai, Juve va vamos. Questi erano, mi pareva di averli letti tutti. Comunque, mi sto leggermente cagando sotto, dice Saverio. Fate una diretta quando c'è Pordenone Venezia. Addirittura. Non lo so. Quadrato, Rutti, quadrato. Forza Napoli, King. Dem dice: scherzi a parte, sono serio. Napoliello, cosa pensi dell'attaccante del Lille Oismen? Ancora Superman, voglio è stato accostato al Napoli. Sì, ma no, ragazzi, per carità, mi tengo Milik. Per Superman là mi tengo Milik. Però secondo me al Napoli due allenatori che hanno fatto bene sono Mazzari e Benitez, da chi sono stati gli unici a portare un trofeo nella bacheca. Sì. Se guardiamo trofei, sì. Però Sarri è quello che è andato più vicino alla vincita del campionato. Bravo. Quindi dipende. La la, forza! La la la. Callejon andrà via secondo noi? Callejon se ne andrà? Callejon? Ma sai che non lo so, perché ci sono voci di rinnovo. Dipende tutto da Callejon e dipende anche dal presidente cosa gli mette in mano. Sul piattino. Se gli danno un bel ingaggio, vedrai che Callejon non se ne va. Secondo me. Vediamo. È tutto da vedere, voglio. Peter Favoretto è finita magari è Ascoli Cremonese. Qua c'è sta io Napoli Juve, Ascoli Cremonese. Non è il momento di Ascoli Cremonese. Osimhen, rispetto il tuo pensiero, ma su Den Donker non si muove. Sta diventando un meme sta storia di Den Donker. Donato. Sì, è vero, sono sparita. Secondo noi la numero 7 dopo l'addio di Callejon sarà ritirata, la prenderà un altro giocatore, secondo me la potrebbe prendere Politano. No, sì, Politano 7, no, ma non permette proprio, no, Politano no, voglio un massimo pazzo. Un 7 a Politano, siete uscito pazzo proprio. Vai calcio d'angolo, vai. Dai ragazzi. Vai Callejon, vai!
Dai! Ma quando mai azzecca la porta Cagliacol? Cagliacol ha fatto un tiro che è andato di 50 metri oltre la porta. Mamma mia, la porta non la vede mai più Cagliacol, ormai dai, basta. Ma è cosa tua la porta? No, quant'è che fa un gol Cagliacol? Puoi fare tutto il lavoro difensivo che ma si sono scontrati due del Napoli. sì. Ma ande Koulibaly, ma che punizione? No. Aia. Me, Fabio Ruiz. Dai ragazzi, fuori. Di Lorenzo. Dai, non si è fatto niente, si era isato, secondo me la 7 la prenderà un nuovo acquisto. Dipende che acquisto, se è un acquisto figo. Ma no che gli dà Politano il 7, dai. Cioè il 7 l'ha avuto Lavezzi, Cavani, i giocatori di Cagliacol lo vuoi da a cosa? Come a Politano, ma stai scherzando? Dan mi dice la colpa è di Ghiottone che ha fatto il video su Den Donker dicendo che è un top player, prenditela con lui. Sì, ha rotto il cacchio di Den Donker, e che sono piglia la Lazio Den Donker, digliela Ghiottone. Diciamo fai la frettata su Den Donker. Vai. Grande Sonia che è sempre positiva e crede nel Napoli, anche se è in tensione. Vai Napoli! Vai Napoli! Non dico che è scarso, è un buon giocatore, normale, dai, è come te. Pigli a parlare di Den Donker. Ma non è un top player, non è un grande... Cioè Fabian Ruiz e Zielinski sono più forti, tu cazzo... Aia. Accorto, aiuto, brutta. Aia! No, meno male. Chi è? Noi non siamo gli unici che si tira i piccioni. Betancourt pure ha buttato in cielo, anche Betancourt lo tiene per la banana. Non siamo gli unici che tiriamo i piccioni, il che è buono. Che ne pensi del fatto che hanno buttato giù il canale di Lanzilli? Vabbè, che poi si dice, voglio su queste cose qua. Sicchielute, basta. Che vedo? Che è sicchielute? Che vuol dire sicchielute? Mi sono sicchielute. Chi l'ha buttato giù? Ecco. Pubblicità e io ne approfitto per dire a chi si sia messo da poco in live, se non l'avete già fatto, per favore di lasciare un like. Se vi siamo simpatici, per favore di lasciare l'iscrizione qua sotto che non vi costa niente, e se vi sta particolarmente simpatico Napoliello gli potete offrire una pizza, un caffè, una birra, quello che vi pare, ne state, quello che ne so io. Se volete, c'è il link in descrizione. Che stai dicendo, mostra? Sta ubriaco. Den Donker è stato avvistato in giro per le strade di Pisa, chiedeva di un certo Napoliello. Ancora Den Donker, ancora. Mamma, fermo. Ma che cazzo Peter ci sta da tutte le informazioni sulle partite delle Serie B. Speriamo che segna KK al 93esimo. Nei 3 minuti di recupero, così qua la mutanda. Hai capito? Guarda sta partita, che non sta a telecronicare più. Vai, mamma, asciugo pazzi. Chi te stramo. Vai, da me. Chi è che è stato? Va, bello questo, Fabian. Bell'ancio, ragazzi. Dai, ma per Mertens, Ciruzzo voleva vabbè, ti piaceva far pallonetto, Mertens, ti piaceva. Quello con motorine a Lazio, voglio, si asciuga pazzo. Però l'ha fatto un po' troppo lento, un po' troppo debole, Buffon ha fatto ciapo. Pjanic, Betancourt, ancora Alexandro, Dybala per quadrato, accorto, Mario Rui scivolato. No, fallo su Mario Rui. Punizione per lui, voglio. Mario Rui ha visto che partita fa, pure difensivamente. Grande Marietto. De Merrino si sono alleati con Den Donker. Grande Marietto. Domenica Atalanta Sassuolo alle 19:30 su TV8. Mi sono sbagliato, non sabato ma domenica. E Peter appunto sta a mettere tutte le informazioni sulle partite di Serie B in chat. A che ora? 19:30 dice. Da player, canale di Lanzilli è stato buttato giù perché ha messo come copertina una live le foto delle tette di una matrice, non mi ricordo di chi. Sì, YouTube è abbastanza severo. Severo, bisogna rispettare le regole perché... Vai Insigne a giocare, Insigne! YouTube mo non perdona. Vai, vai! Chi è che è stato? Zielinski aspetta, Mario Rui si fa saltare come un pollo, ancora dalla scorsa, ma Koulibaly non lo sa. Blocca, chi si è fatto male mo?
Aia. Mertens. Aia. Mertens a terra, voglio. Aia. No, Demme. L'ha gomitato nello sterno. Quella fa male. Guarda là, è steso a terra. Quella fa male, non respiri, Quella è brutta. Cioè, dammi steso a terra, voglio. Vediamo un po', speriamo non si sia fatto niente di troppo Sì, se no lo tocca prendere, ma secondo me... No, si è ripreso, dai. Dammi è troppo importante. Ci vuole solo un attimo. Quando si piglia una botta allo sterno, ti manca tutta l'aria, è tutto un casino. Te va in palla il diaframma e ciao ciaone. Demme, ti voglio bene, demme. Peter dice: se abbiamo visto la diretta alle frecce tricolori a Napoli. No, io me la so persa. Top forza Napoli, grande Donato, forza Napoli sempre. Amma vinci, voglio, amma vinci. La Cerni, Dybala sempre mani, forza Napoli. Demme, simpaticissimo, sei. Cos'è sta roba? Che? Cos'è sta Vai roba? a Napoli, vinci per noi la Coppa d'Italia. Dai, Napoli. Portala a casa. Lancio lungo. Portala a direttamente ai difensori. Portala a casa. Den Donker ha due fratelli, Don Donker e Din Donker. La mamma ti chiamava Din Donken. Oh mio Dio, no, vabbè, cioè meravigliosi. Din Don Den. No, se Demme si infortuna è proprio sfiga. No, per fortuna si è ripreso Demme. Oi. Don Donker e Din Donker. Hashtag Den Donker. Come si fa? Rino mi fai ridere. Sì, no, Rino stasera è in palla, è particolarmente in palla Rino. Oh mio Dio. Vai, Meretta, brava. Di Lorenzo. Dai, Ciccio, Fabian, Di Lorenzo. Bella il pallone Demme, eccolo qui che si è ripreso. Non ti fa male lo stomaco. Mario Rui, Insigne. Ancora palla per me. Troppo lungo. Oh no, ci è arrivato. Mario Rui. Dice top player perché Demme fa come regista e non esiste sostituto. Ma Zelinski non fa il regista? No, Zelinski no. Scusate, sono ignoranti io sono ignorante. Cambisti laterali, Zelinski e Fabiano. Scusatemi, lo ignorante. Regista c'è Demme e c'è Lobotka in banchina, ma a me Lobotka non mi piace niente. Napoli credi, ci dice Sonia. Sonia è la nostra fonte costante di ottimismo. Che bello, Sonia, che bello. Sonia. No. Mira Sonia. Non era Sonia, era Sonia. È Sonia. Vedi. Sonia attenta che Din Donker dovrebbe girare dalle parti di Parma. È venuto a trovare. Attenzione. Vai. A Din Don Den. Dai Napoli. Dai ragazzi. Demme. Ancora Demme, bella. Dai. Rischia, allarga la bella. Wow, vai, madonna. Fuori, larga. Mi piace il cartellone pubblicitario, Fabiano. Però abbiamo riniziato, vedi, come dicevo io, come la fine del primo tempo. Quando c'è da chiudere, chiudiamo, però attacchiamo pure. L'ha allargata troppo. Non gli ha girato Peghi la bolla, ciao. Allora, top player dice: in estate vorrebbe acquistare qualcuno vice di Mertens, perché siccome Milik parte, secondo lui potrebbe venire Everton e Azmoun, perché vanno bene per il Napoli. Everton va bene, ma Azmoun non mi piace. Ecco. Ti ho già risposto, mamma. Everton va bene, ma Azmoun non mi piace. Everton va bene, ma Azmoun non mi piace. Everton va bene, ma Azmoun non mi piace. Hai finito? Everton va bene, ma Azmoun non mi piace. Demme dice che i tifosi fanno pure i cori a Den Donker, quindi li dovresti cercare su YouTube. A Den Donker, ancora. Ormai Den Donker è il protagonista indiscusso di questa live. Voglio non parlare di Den Donker. Non voglio sentire più il più gli dice così, più loro te ne parlano, sappilo. Io non voglio più
bastardo. Vai. Ma che cazzo, non ne stai abbassando di cose. Siamo in fondo, amore, sono finiti. Un rapper Everton va bene, ma Moon non mi piace. Ecco, la reppata del Nabuliello. Cosa? Un rapper È perché stavi a fa... T'eri incantato. vai. Madonna, no. Brutto controllo. Cazzo, che è successo? Il mio amore praticamente lo sta guardando la prima partita quasi. Vai. Guarda la partita pure. Via kill. Vai, chi t'ha Dai mosso? Napoli non mollare. Basta, io voglio all'Inter ancora. E Rino Dendonker è meglio di Giovinco. Paghi uno, prendi tre. Din don Troppo del. Napoli. Ora vogliono tutti Dendonker. Facciamo partire un'ondata di Gonfia la rete, Napoli di fan gonfia la di rete, Dendonker. gonfia la rete. Ecco. È stato accorto. Da noi bisogna gonfiare la rete. Oh, No, accordati loro. Mamma mia, Tiro alto. altissimo di Dybala. Meno ragazzi. male, mamma, ci cresciuga pazzi. Buonasera Giacomo Puglisi, che ti salutiamo. Pugliese, ma se proprio pugliese o viene da Puglia? Ragazzi, non state a sentire Napoliello quando inizia a fare le battute deficienti Viene da così. Puglia o si pugliese? Dendonker alla Juve Stabia, mio paese originario. Tendonghe. Giovinco, bei ricordi, era la formica atomica, è vero, è vero. La formica ti fa. Secondo me è stato un po' sottovalutato qua in Italia, Chi anche è? quando giocava alla Juve, Giovinco. Dendonger. Ecco, mo attacchi pure tu con Dendonker, stiamo a Ma posto! che nome di merda pure Tendong. Dai raga, ma c'hanno Il un Napoli nome al di momento si sta difendendo, ma insomma, relativamente, attacchiamo anche un po'. Ma poi vogliono sti giocatori. Deathstrokes, facciamo arrivare in Italia Dendonker. Ma vogliono o Superman, Osimen, Dendonger, Azmoon, Belen. Ma che cazzo? Comunque, Giacomo Puglisi dice siciliano Sugnu. Ma sono giocatori o su Che si è capito, Chi è? Puglisi dice siciliano Sugnu. Grande Giacomo Pugliese. San Gennaro faccia la grazia, Faccia la Sonia, hai ragione. Menghia, Giacomo. Iscriviti Dai, al canale. ragazzi. Tu hai compagno tuo, ya, minchiona. Amore. Minchiona. Mo. Grande, no, Aia. cercavo. Ecco, parata de Meret, signori. Ma sta a vedere la partita o no? Ya, sta con Napola. Gesù, signore. Io. Statti fermo. Fermo. Piglia a cazzotta che lui c'è in mezzo. Ai, ai, ai. Che porta male. San Gennaro, portaci Leander, ti prego. Ma mi piace proprio rompere le scatole a Napoliello. Dai ragazzi, forza. Mamma mia, che fatica. Napoliani. forza! Vai, chi da morte, fallo su Insigne, punizione. Vediamo un po'. Siamo già al 25esimo, Voglio, si va ai signori. rigori, si va, dai. Già. Ma no, madonna, ma sei una seccia, Si va ai veramente. rigori, secondo me si va ai rigori e si vince ai rigori. Sei una seccia. Una volta ai rigori, mamma. Una seccia. Dai a Marra vincere. Brutti insalanuti che sono questi. Alla Juve è sparito, a Parma è l'idolo della curva, esatto. Ha fatto cilecca. Guarda la partita che è meglio. Alla così Juve che dici, sparare- ah, signori, arriva Milik. Arcadiuscia. Arriva Milik. Milik a lunga conservazione. Oh, non è che segna Milik che lo vuole la Juve? Come ha fatto Mertens con l'Inter? Boh, te lo immagini? Ma va, Non mi dispiacerebbe. Insigne. Mertens oggi giù di tono ha fatto poco. Sì, Poco, Mertens poco. veramente Poco, poco. Non ha fatto, cioè nemmeno un tiro ha fatto. Solo quel pallonetto che ci ha provato a bassi che ha fatto. Poco nulla. Sì. Cioè proprio Cagliacone stanno. Fuori Politano. Calledi, dentro Politano, signori. No, Lozano ho visto. Mi sa Lozano. O Politano? A me mi pareva Politano. Erni dice segna Politano. Vedi, no, anche Pasquale dice stanno per entrare Politano e Milik. Va bene, allora Politano. Sì, però è vero, cioè, Lozano non lo stanno facendo giocare più. Top player, hanno visto Felicioli sotto casa Napoli. Capito? Hanno visto Felicioli sotto casa Napoli. Ancora.
Sarò con te Politano per Cagliacone, sì. e tu non devi mollare. Ma chi sono entrati allora? Politano? Politano e Milik. Dai ragazzi, saliamo, spingiamo. Politano, sì, per Cagliacon e Milik, però ancora non me la dà la sostituzione, sì, comunque Milik. Vedi? Sì, non me la dà la sostituzione, sì, comunque Milik. Felicioli è il nuovo Dendonker. Dendongers! Palle, Dendonker ancora. Lozano non sta giocando perché Gattuso lo vede svogliato. Sì, però. Ah no, ma io non avevo letto bene quello di Demme. Sarò con te, tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Dendonker e il tricolore. No. Raga, stasera ci sta piglia bene. Francesco, speriamo di no ai rigori. No, speriamo proprio di no. Ma secondo me si va di rigore, voglio. Ma non la gufari, mortacci tui. Lozano non sta giocando perché Gattuso lo vede svogliato. Sì, infatti sì. Vai, provaci da fuori. Fabian, l'allarga. Vai, tira. Mamma mia, Buffon una parata. Su chi? Politano, primo tiro di Politano. Sì, ci ha provato. Mannaggia. Napoli sotto casa del Napoli, sotto sede del Napoli, della zona spazzatura ci sono ancora Vargas, Armero, Donatello, Ronaldo De Guzman. Mamma mia, Ronaldo De Guzman. Lozano sfogliato, infatti non l'ha cacciato dall'allenamento, lo sapevi da tutti. Ah no, questa non l'avevo sentita. Sì, perché era svogliato nell'allenamento. Ha detto a te perché se ha ragione, se uno non si allena a dovere, già pigliato un casino di soldi. Se fate pure i sfogliatelli in gamba. Koulibaly e Ronaldo di nuovo, fallo. Beh sì. Koulibaly, sia vitami. Ciao Prince, buonasera Dani. Grande, amo vince, Dani, sta capitale. Forza Napoli, Erni. Grande. Punizione per la Juve. Punizione per la Juve, brutta questa. Laterale, vicino l'area. Chi c'è stato sulla punizione? Penso Pjanic, di sicuro. Sarà Pjanic o Dybala. Infatti sono loro due. Grande Meret, bella parata di Meret. Su Dybala, sì. Infatti erano o Pjanic o Dybala. Allora, tra poco sottosito del Napoli aspetta, ci va pure Lozano nella zona spazzatura, mi sa pure a me. Allora, Demme, la tua pizza preferita, Napoliello? Allora, salamino piccante con mozzarella di bufala oppure margherita top. Esatto. Vai, Forza Napoli, stanti cuoricini azzurri da Prince. Mamma mia. Forza ragazzi. Ragazzi, iscrivetevi anche al canale del mio amico Prince. Vai. Vai Politano, vai Insigne. Mannaggia la miseria. Era troppo dietro, era Insigne. Però Politano è entrato bene stasera. Sì. Stasera gli è presa bene. Ma tu sei andato a più pallone per fare rilanciare. Che era che lo volò così. Mamma mia, Demme si è arrabbiato. Grande Maximovic, mamma mia. Gli è andato a levare il pallone a Ronaldo. Maximovic è tanta roba stasera. Demme ti chiede se ti piace o uopo. Mamma mia, mi fa morire. Comunque, mamma mia, Maximovic. Abbiamo ritrovato al top proprio Maximovic, quello di Torino. Vai, madonna. Chi è l'allontanata Alexandro? Ragazzi, però noi quando si attacca almeno siamo più pericolosi. Ora sì, nel secondo tempo siamo un po' più che... Vai Demme. A parte le prime azioni del primo tempo abbiamo fatto cagare a mano. Alberto dice bravo a Meret, esatto. Meret sta giocando proprio bene. E Top Player dice prima della prima giornata di questa stagione non pensavo che il Napoli faceva una stagione sì. È un po' ragiata, non moriggiata. Vediamo che però si fa gol. Dai che prima o poi ci si fa. Dai che ce la famo. Forza che stiamo a giocare bene. Dai ragazzi. Dai. Vai, madonna, che è Milik se l'è mangiata. Milik l'ha tirata alta, madonna. È questo, cioè Milik è un bel attaccante, è questa la cosa che gli manca, vedi?
Prince diceva la sblocca Arcadius, magari. Vedi, è questo quello che manca a Milik, la lucidità sotto porta. Si divora troppi gol, troppi. Ah, Là, metti c'era un Higuain o un Cavani, difficilmente sbagliavo, voglio. Madonna santissima. E ora riparte la Juve. Vai, però grande fermati. Fabian. Ragazzi, la nostra fase difensiva Vai. stasera ha fatto veramente pochi errori, Vai, Insigne. Bella, fa troppo lungo. De Ligt la porta fuori però. Veramente, la nostra fase difensiva Messa per il stasera... Napoli, vai Napoli. Mangiato il gol di Milik, c'ha il destro su per camminare. Milik. Vai da me. Dai, raga. Fabio Ruiz. Larga per Mario Rui. Poi grande Koulibaly, blocca tutti, ma è ritornato anche al top Koulibaly grande. Punizione di destra volo, ma che è? Contropiede di Bala, voglio non fate. Esce a terra però chi era? Su chi l'aveva fatto il fallo? Non ti ricordi? Ah, su Zelinski a terra. Ma chi è che ce l'ha fatto? Di Bala mi sembra? No, Pjanic. Pestone. Era fallo là. Pestonaccio. Vabbè. Involontario, non lo però danno nemmeno, non lo danno nemmeno. Non lo so, non credo proprio. Ragazzi, credeteci, lo fate il gol, forza Napoli, grande Erni. Mamma fa. Fallo netto per... Sì. Ma io vince sta Coppa Italia. Mamma mia, veramente, Allora lui, anche con quei capelli lunghi purissimi. Mamma mia, ma che 10:30, finisce tardi sta Coppa Italia. A parte ci sono i rigori. Ancora sti rigori, stai buono. Entra Bernardeschi ed esce Pjanic. Avevo detto. Buonasera Vali, dice dov'è il bel gioco? Buonanotte il bel gioco. Avevo detto questo amore è una catena, attendo che ti fa male. La partita è una catena. Sì. Mamma. Oh, non è niente. Brutto Meret. Bella Meret, ragazzi. Grande Meret, grande. Meret non ha sbagliata una stasera, l'ha azzeccate tutte le uscite, È cascato da solo, guarda là, si è buttato. Sì. Sì. Donato vuole il gol del Napoli, magari. Vai Napoli. Già da resisti. Mario Rui. Dai ragazzi, forza. Fabio Ruiz. Mario Rui. Fabio Ruiz. Mario Rui. Dai. Zelinski. Napoliello, conosci bello. Per Politano però fermato da angolo? No, l'ha preso. Conosci l'asso di Roma? Se sì, cosa ne pensi? Per me è un grande. Sì, lo conosco, sì, è una brava persona, a me piace. Rino dice era fallo di Ronaldo su Di Lorenzo. Io me la so perso quello. Quindi Ciccio, dai che si deve alzare. Speriamo, dai. Un gol per Giada. Sonia, simpaticissimo, sì. Asso di Roma. Dai ragazzi, dai. Andiamo Napoli. Fammi una Sì, mamma mia, che fatica. Mi fanno far fatica a me. A far l'amore e comincia, dai. Cioè, perché te ne esce queste cose assurde? Io voglio la Coppa Italia. Puri. Boh, sta Juve mi fa via sua. Dai ragazzi, forza. Vai Napoli. Che? Questo caso è un Senti, ferma, lascia sta giugiarino che lui sta bene lì.
Porta bene il ciuceriello in capo. Allora, Giada 2 gol per te e 1 per tutti noi. San Gennaro, aiutaci tu, dice Giada. Ma vedi che lo fa? Ma state un poco zitto, ragazzi, che ce l'abbiamo poi mamma? Perché queste cose orribili devi fare? Ragazzi, la disperazione ci sta pigliando, via. Io da quando ero in da Panz Cosa? seguo Napoli. Oh Gesù. Sì, siamo al 76esimo, ma c'ha Marana mossa. Dai, Napoli, facci sognare per favore, esatto. Napoliella da che anno segui il Napoli? Ah, ecco perché dicevi da panza. Sto 0-0 lo immaginavo, madonna, Ciccio, però... No, ma anch'io lo immaginavo più o meno, una partita bloccata così, l'avevo detto. Sì, però ora è molto meno bloccata del primo tempo. Il primo tempo era davvero bloccata, adesso almeno ci sono azioni a destra. No, ma non ci sono state anche nel secondo tempo, nel finale. Nel finale. Pensa alla partita. Ma anche ora è stata anche un po' bloccatina anche nel secondo tempo. Lanciata una petizione per Dendonker al Napoli, primo firmatario Napoliello, assolutamente. Non è ancora finita, infatti potrebbe succedere di tutto. Dai, seriamente. Oh. Dice, dai, davvero, da che anno... Oh, e chi t'ha stramorto? Mamma mia. Dice, dai, seriamente, da che anno lo segui il Napoli? C'avevo 10 anni, penso, come facevo vedere il partito. Da quando era piccolo, da sempre praticamente. Sì. Lo sai che sei di DNA a Napoli? Sì, infatti da quando era piccolo, cioè... Babà! Ci picchia, boh. Angolo per la Juve! Vai! Capocciata e buttata fuori. Ottimo, ragazzi. Voglio la Coppa Italia, voglio la Coppa Italia. Bravo Mario Rui, esatto. Un piccione che passa. Ci voleva pure il piccione che passa sopra il campo. Voglio la Coppa Italia, amore. Esatto, madonna ragazzi, che tristezza. Voglio che tristezza. la Coppa Italia. Voglio la Coppa d'Italia. Tu non me l'hai data mai la Coppa d'Italia. Un altro piccione, no, è un gabbiano. Addirittura un gabbiano. Oddio. Oh, chi dà un Cross. Coppa morta. Schiatta morto. Oh signore. Entrano Allan e Isai, signori. Scappi. Ora lo porto in live, Riccio. Porto Riccio in live. No, Riccio no, un Riccio. Allan e Isai entrano. Allan Fabian per Ruiz. Fabian Ruiz. Allan per Fabian Ruiz, no, Allan per Fabian Ruiz. Capitano Napoli, buonasera, sempre forza, Buonasera. sempre. La Lazio fa volare le aquile, noi capiamo. Ah, grande Rino. Entra Allan. Sì, esatto. Allan per Fabian. Solo Allan. No, dovevo Ma Mario Ruiz ti ho detto. Da quando lo seguivo io era in B nel 98-99, in attacco c'era Bellucci numero 10. Ah, Bellucci. No, me lo ricordo. Bellucci giocava in coppia con Stellone. Amoruso, se non mi sbaglio. No, Amoruso. Ma mi sa c'era pure Stellone. Bellucci, Stellone, Amoruso. Ma un gol, Saverio dice, ma un Vai, gol. Napoli. Ma veramente, ma un gol ce lo vogliono fa? Uno. Grande Napoli. Come sta a pigliare male. Vai, Milik. Vai Arcadius. Dai, Milik. Vai, ecco. Accoppato Milik. Fallo. Accoppato. Chi è Danilo? Fortissimo Stellone, dice Demme. Vai Allan, dice Giada, vai Allan. Vai Napoli. Koulibaly indietro. Meret. Koulibaly. Yusai. Vai. Dai ragazzi. Vai Insigne. Dopo il Napoli che squadra ti fate? Il Napoli. Ce ne stanno altri gabbiani che continuano a sorvolare il campo come se niente fosse.
Zielu zielu, vadem. Dai ragazzi, mamma mia. Vadem. Ma state Dai. vai, Madonna. Buffon, parata su capocciata chi era? Politano. De Politano. Oh, Politano stasera è entrato bene. Ah, grandissimo Swok, sì, l'ho visto anche dal vivo Swok. Quando ero piccino, avevo 15 anni, quando era nel collegio, 15 anni c'avevo. Che fa? Apro la cencia. No, la cencia no. No? No. Niente cencia. Ai ai. Che ho fatto? No, via, l'abbiamo chiusi. Giù? Rino Politano quasi gol. Punizione, no, e chita stramolo. Infatti già. Ah, Dio. Inquadrano Nedved, di pala giallo e chiappato giallo. Pareggio, intanto pareggio. Madonna, mi sa che ci azzecchi di nuovo che si va ai rigori. Oh, ma le sta azzeccando tutte, ultimamente. Colpo di testa addosso a Buffon, esatto. Deboluccio. Si è mangiato il gol Politano, non so però se riusciva a farlo più forte di così. Ma io il rigore è una lotteria un po', è un casino. Non so quando ancora, però a Napoli verrà la cantante. Vai, Politano, vai! Insegna, Madonna, sopra la traversa, mamma mia. Vai giù, mamma mia. Mamma mia. Abbiamo avuto un sacco di occasioni. Però bravo Insigne a smarcarsi la vista, trova sempre spazio per puntare. Guarda dove... Dem ci chiede se secondo noi Meret parirà ai rigori. Ci può anche stare, Ci può anche stare, secondo me. Ci può anche stare. Vogliamo la carta di Buffo, la carta. Però ragazzi, nel secondo tempo abbiamo fatto un sacco più occasioni noi, ma tante di più. Insomma, non ho occasione proprio netta. No! Però rispetto alla Juve ne abbiamo fatti di più tirato noi. qualche tiro in porta, sì, ma tutti fuori dallo specchio. Quello sì, però troppe occasioni ha avuto il Napoli, vedi anche poi. Ma cosa ti fa? Oh, che sei brutto. Ui mamma, fuori. Ma Ronaldo che fine ha fatto? Ronaldo effettivamente è uscito, mi sa, ci sta, perché? Sì, mi sa posso dire, ma non è inesistente proprio Ronaldo in sta partita, non l'abbiamo fatto da un cacchio. Bene. Abbiamo chiuso bene. Saverio sta a morire. Oh Dio. Ronaldo quando gioca con Napoli si è vero, fa piccolino. È una cosa buona. In tutta la sua carriera, quando ci ha affrontato anche con Real tante volte, ha fatto solo un gol. E siamo quasi all'85esimo, signori. Siamo quasi all'85esimo. Con tutto rispetto per un campione come Ronaldo, però con noi si fanno un po' così. Andiamo ragazzi, forza. Mi uccidono. Tengo la camicia nera. 84 e 54, cosa? I secondi? Sì. Può darsi. Dai. No, Ronaldo vedi ancora gioca, sì, però non ha fatto niente stasera. Sì. A parte quel tiro che ha parato. Infatti difficilmente lo leva Ronaldo, come fare? È sempre un campione, uno che la giocata te la fa sempre. Koulibaly chiude sempre. Si avvicina il momento KK, perché Rino dice gol di KK al 90esimo. Sì, anche con quello che fece la zona KK. Anche l'autorete, ma io un po'... Sì, stiamo entrando in area KK. Sia per il gol che ha fatto, ma sia anche per l'autorete praticamente. Zona KK. Io Koulibaly faccio un gol con i moniciometti. Ancora Solimone. Marò. Allora, ti chiedono se ti sta simpatico Mr. Sparta Prega. Chi cazzo? Non lo conosci. Non lo so. Ci buttiamo nella roggia? No, dai Giada, no, non buttiamoci. Dovrebbero mandare via Castrovilli dalla Fiorentina, dice Peter. Vai. Aiuto. Fallo. KK li fa un
Una volta a favore e una contro, stavolta è quella a favore. Sì. Sì. Vai, che sto telefono in mano Pure De Laurentiis sta a guardare il cellulare. È l'amico di 5 minuti di passione. L'amico di Fuse Gamer, aspetta. Mister Sparta Praga. Ah, sì, ho capito chi è allora. Sì, mi sta simpatico, è troppo grande. Sì. Forza ragazzi! Dai, saliamo. Vai, Yes. grande. Ma cosa? Dove? Come? Perché? Sì, ho capito che è quello con la barba e quel riccio. Sì, è bravissimo. Mamma mia, che forte, è forte. Fuori gioco. Elmas. Entra Elmas. E esce Zielinski, che ha sfinito. Zielinski è morto. Ora bisogna iniziare a pensare anche ai cambi in vista dei rigori, signori. Sì, Ricordo a tutti, chiunque sia entrato in live da poco, se ancora non l'avete fatto, di lasciarci un like, se vi stiamo simpatici, di iscrivervi al canale cliccando qui sotto che non vi costa niente, e se volete offrire qualsiasi cosa a Napoliello, anche solo un caffè, c'è il link in descrizione. Ma perché anche Elmas è un rigorista, se non vado errato, per quello l'ha messo. Appunto, ora bisogna iniziare a pensare ai cambi anche per... in vista dei rigori. Esatto. Abbiamo Demme che li tira, Insigne, Elmas, Mertens. Milik pure lì. No, Mertens che sta di là. No, Milik, cioè. Milik li tira. Allora li tira Milik, Insigne, Demme, Elmas, e poi ci sarà qualcun altro. Chi c'è? Fabio Ruiz c'è sempre in campo, mi sembra. No? Ha tirato fuori Zielinski. No, Allan al posto di chi è entrato? Di Fabio Ruiz. Boh, non ricordo più. Sì, è uscito Fabian, sì. O Mario Ruiz. No, sì, Fabian Ruiz. Sì, perché anche lui era bravo a tirare rigore, vabbè, ma è uscito. Poi di ragazzi, manca meno di 2 minuti più recupero. Quasi gol, no. Oh mamma, non che pena. Mi chiedo il profumo. Lobotka, dice Dembe. Cosa? È forte Elmas Napoliello, Lobotka. Lobotka, ma da ora, tu spazio per Lobotka, con Donger, Lobotka, Donger. E Gabbiani che continuava a passare davanti alle telecamere. Mamma, Lobotka. Dai KK, salvaci tu. Gol di KK al 90esimo, infatti, dice Rino. KK, salvaci tu. Vai. Ma va da solo. Nostra? No, ma ci stanno su tutti i palloni che si calci. Mamma mia, che fatica però, Su tutti i palloni stanno. Infatti si stanno a passare Gabbiani a tutta randa. Ah, signore mio. Amico mio, non devi stare bene. C'è l'amore con la catena. Ma cosa sta cantando stasera altri Gabbiani? L'ho accorto? Dio, no, Vai, Insigne, vai, saliamo. però Insigne, vai. Sali, Insigne, dai, Insigne, sei fatto frega. Appunto. L'amore ti fa male. Ciao. Crediamoci, dice Donato, crediamoci. Ciao. Signori, crediamoci. Può ancora andare bene. Ciao. 5 secondi al 90esimo. L'amore ti fa male. Napoli l'ha azzeccato pure questa di mortacci tua. Grazie. 3 minuti. 3 minuti di recupero, signori. È solo 3. Dai, Milik. Delle panne. Dai, Ti innamorerà. No. E Gabbiani che volano. Vola, il Gabbiano. Crediamoci, amiamoci. Brindiamo. Grande, di Lorenzo. Allan, mi chiediamo. Vai Allan, vai. Bello, Insigne. Dai ragazzi. Segnamo Koulibaly dov'è? Dai. No, non c'è. Dai. Vai. Forza. Allan, bello. Per Insigne. Madonna. Dai. Alexandro. Mannaggia miseria. Bernardeschi. Era fuori, angolo. Ecco, ora va a saltare Koulibaly. Angolo. Ora va a saltare Koulibaly. Ora va a saltare Koulibaly, giustamente. Ora 3 minuti, solo 3 minuti per andare ai rigori, dice Rino.
Ecco Koulibaly chiude la Dai. partita. Ecco, infatti KK. KK. Di testa un'altra volta. Dan Signarello. Dove sta KK? Ecco là, KK è già pronto. Ma Politano. È andato Politano domani? Sì, ci va Politano. Tira Politano. Attenzione a Koulibaly. Vai! Mazzimovic! Ma no, palo! Ma che cazzo? Madonna! Ma no, ma che era palo? Ma C'è linea e poi vai! Koulibaly, Madonna! La tu palla! Mannaggia la Madonna! Perché non tenevo Cicciariello? Mannaggia Maronna! Chi è Maksimovic? Sì, mamma mia! Mannaggia la miseria linea! No, poi palo di chi? Di chi? Di Elmas! Parata sulla linea di Buffon e poi palo di Elmas e l'anime chi è morte sua! Ma però era ravvicinato, come cacchio ha fatto? Perché c'è stava Buffon per terra, amore, non è che gliela poteva tirare là. No, c'è rimbalzata dovunque quella no, vabbè, non si fa così. Se fa così, non si fa così. Buffon sa ridere, ma subito contro Peteraiu, mamma mia, finisce il 0-0. Rigore, voglio. E l'anima sua. Forza, gol all'ultimo secondo. Mamma mia. Coppa Italia vinta all'ultimo secondo, forza. Rigore. Rimortacci si va ai rigori. Rigore nata ma si asciuga pazzo. Mamma mia, c'è un rigore che ci maraviglia. Era un rigore. Speriamo che sbaglia Dybala, speriamo che sbaglia Ronaldo, speriamo che Buffon e sbuccia tutto quanto. Ecco, basta. Vai Napoli, a vinci. Come mai hanno alzato il volume? Oh, basta il volume, che qui hanno messo il volume a 10.000 con la pubblicità de sto cavolo. La Coca-Cola Lights. Signori, me sta a piglia male. Ti spacci me pazzo, due pali. Me sta a piglia male, sappiatelo. Me sta a prendere molto. Due pali, male. porca infame. No, veramente. Cioè, poi parata sulla linea. Cioè, 2 salvataggi sulla linea e 2 pali. Perché anche quella prima era salvataggio sulla linea e poi palo. E mo parata sulla linea e poi palo. E l'anime chi le morte a tutti quanti. Dai, ma come si fa? Infatti dice, iniziamo i riti. Cornaciello rociucciariello. Signori. Che ansia. Mamma mia. Che pena. Se può. Dio non si può. Pure calci di rigore. No, vabbè, c'è pure della... Dondela, ci sta a piglia male. Gesù. Aiutami. No, non va bene. Se meritava noi però. Siamo onesti. Se meritava o non ci se meritava noi? Se meritava noi. Inizio di rita proprio 3 toccate di naso. Poi ci sono Unicelli. Allora, secondo me i rigori li tirano. C'è pure Zelinski a tirare, vedi, può tirare. Allora tira Politano, perché Politano... No, Zelinski era uscito. Politano, Insigne, vedi se c'è zicco. Politano, Insigne, Milik, chi c'è? Elmas e c'era un altro, Dem. Tutti nella roggia, tutti insieme a Giada nella roggia. Via! Questi sono i rigoristi, secondo me. E Dem dice a Dendonker, aiutaci Milik, tu. secondo me i rigoristi sono Milik, Politano, Insigne, Dem e chi là? Elmas, questi 5. E ora facciamo la catena energetica unita per il Napoli ai rigori. Signori. Attenzione pure a Mario Rui, perché anche Mario Rui tira i rigori. Forse o Elmas o Mario Rui, secondo me, va a tirare i rigori. Uno dei due. Madonna, però non è giusto, ce la meritavamo noi perché abbiamo giocato meglio. Alla fine nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, noi ce la meritavamo noi.
Smetti di rompere! Che sto incavolata nera. Ah, Ma che stai cavolata nera? signori, Dem dice no, Mario Rui li tira alti. Dem, non iniziamo a gufare. Sì, Non iniziamo sei del Napoli, a che cacchio gufare. dici? Voglio... Buonasera a Porto Alessandro. A perché gioca in porta? Ciao porta! Porta Alessa. Che tristezza. Che... Signori, calma. è sangue freddo. Non è ancora finita, ma se non ci vince noi me incavolo come una iena. Perché è giusto, è giusto, mannaggia la miseria. Che era che cosa? Buonasera Gianluca Riso, che è Juventino. Riso, metto a fare Rino dice che se vinciamo la Coppa Italia alle Laurentiis ha detto che pigliamo Tendonker. Alex, il palermitano, buonasera, come va? Speriamo che vince il Napoli, speriamo, ma rimortacci loro, stavamo per far gol all'ultimo secondo e invece siamo a rigori. sì. Vamos Giada, vamos, forza Napoli e Erni. Ciccio Rosanero Buffona più sedere che salute, concordo. Signore, vai Mertens, dice Alberto, ma Mertens ne è Mertens. Ai, Rino. Mertens. Cornicello do ciucciariello. Mertens. Che sta fa? Ai. Vai, San Gigi. Vai, San Meret, Gigi da Meret a me. Dai, Meret. Forza Napoli. Allora, primo rigore, Dybala. Me l'aspettavo. Dybala. Aiuto, stiamoci zitto. Dybala sul rigore contro Meret, aiuto. Prima la Juve parto. Sì, Meret. Santa Meret che gli para su Dybala. Che gli para, che parata di sto gran cavolo. Che parata di sto gran cavolo. Mamma mia. Paradona. Buffon con Insigne su. Insigne non tira i piccioni. Insigne non tira i piccioni, Insigne. Grande gol. E uno. Grande gol di Insigne, grande. Come l'ha angolato, va giù, mamma mia, bellissimo. Guarda là, mamma mia, che gol. Mamma mia. E uno ci siamo, mancano 4, Sam. Dai, Meret. Chi tira Danilo, chi sto sbaglia? Danilo lo sbaglia, dai, Danilo lo sbaglia. Madonna che ansia. Te l'ho detto che l'ho sbagliato! T'ha zitto, ma schifo tu canale! T'ha zitto che lo sbagliava Danilo, mo sentire! Te lo detto, guarda, mamma, Carmine, mamma! Oh, e Meret c'è steva comunque. Ma fa mocca! Cioè, dai. Politano. Vai Politano. Ma segno, che se è troppo importante, ma vince. Vai, segno Politano. Vai! A zero. Vai, Politano. Buffon l'ha toccata, ma è passata lo stesso. L'ha tirata forte, di potente, Bonucci contro Meret. Bonucci è esperto di rigore, secondo me lo sa. Bonucci contro Meret. Però fammi portare sfortuna. I miei tre tocchettini, uno. Lo sapevo. Vabbè. Lo sapevo che Bonucci lo faceva. Vabbè. Stiamo avanti dei 2. Sa, rimane Toschi.
traversa gol ha fatto per i mortacci sui. Maximovic, no, ma perché Maximovic? Mamma mia, Maximovic di rigore ha scelto. Mamma mia, speriamo bene. Lo so che in serata ha fatto una grande partita, però Maximovic un calcio di rigore. Mamma mia, che grande. Mamma mia, ha spaccato la Dem sta porta. di, ma quando tiro io? Mamma mia, ha spaccato la porta. Dem dice, ma Guarda, quando il tiro centrale io? ma l'ha spaccato, guarda là. Bello. Capito? Dem dice, ma quando tiro io? Ma Maximovic ha fatto un grande partitone, ha fatto... Grande. C'è là, Dai. cosa che guardava a De Laurentiis. Vai, voglio. C'è Delict. No, sì, così. No, aspetta, non è Ramsey, mi sa. È entrato Ramsey? Sì, è Ramsey. Speriamo che lo sbagli. No, Madonna, è rimasto un po' manoso. Vabbè. C'è rimasto un po' fregato, sì, perché era indeciso. Stava andando di là, poi visto che andava di là, però vabbè. Rimasto un po' fregato. Ovvio, guarda là, c'era quasi... Perché stava andando a sinistra, poi visto che andava in destra, vabbè. Va bene, va bene. Ma piove, buonasera. C'era quasi. Forza Napoli. Dai, ragazzi. Vai giù. Dai, ragazzi. Questo è decisivo, mi sa, perché ne ha sbagliati 2 la Juve. Milik. Non lo so. Vai, Arcadius, Coppa Italia, mamma, asciutto pazzo, mamma, sei asciutto pazzo. E vai, Esce si meritava però, Esce si meritava stasera. Alla grande. Vai. Che sti cavoli, raddrizziamo sta stagione di sto cavolo. Vai. E porcaccia la miseriaccia. Cioè, se meritava proprio il secondo tempo, avevamo giocato meglio noi. E che sto cavolo. Raga, che soddisfazione. Oddio. Forza. Alla grande. Signori, ci vinto Coppa Italia. Ma ci vediamo per il post del dopo partita, post video, ma capito? Vi aspetto. Alla Forza grande. Napoli, vai, Coppa Italia a casa. Grande Gattuso. Buonanotte a tutti, vai. Grazie per essere Buonanotte stati a tutti, con noi, ragazzi. È sempre Forza Napoli, È sempre Forza Napoli. Portiamoci la Coppa Italia a casa. Alla grande. Vai.